Buongiorno a tutti, stiamo per entrare nel cuore del Festival Nazionale dell'Innovazione Scolastica, quindi vi rinnovo i ringraziamenti per la presenza, che sono importantissimi, e siamo nella fase proprio interessante, no? Nella presentazione delle buone pratiche del territorio italiano. Quindi questa prima sessione è assolutamente composita, abbiamo progetti da tutta Italia, e proprio anche nella fase della disseminazione dei risultati, perché sappiamo benissimo che nella progettualità è importante sapere, è importante saper fare, è altrettanto importante saper raccontare. Quindi l'abbiamo sentito un po' dai diversi tavoli di lavoro già da ieri, ripetuto anche stamattina. È un momento di intenso scambio interprofessionale. Ci sono dirigenti, ci sono docenti, ci sono educatori, quindi c'è questo rapporto sicuramente osmotico, quindi di passaggio proprio di buone pratiche. Iniziamo subito con la prima esperienza, che è un'esperienza che arriva dalla Regione Calabria, Istituto Comprensivo Patari Rodari. Il titolo dell'esperienza è il raccoglitore didattico interattivo. Ho letto l'esperienza e mi ha colpito. È un'esperienza basata sull'educazione civica, sull'economia circolare, sul riciclo, e ha uno spunto secondo me importantissimo, che sicuramente poi i colleghi ci spiegheranno bene. Si parte dall'osservazione di contenitori di rifiuto che non sono particolarmente attraenti e attrattivi per l'uso, quindi sono respingenti, e i ragazzi, i docenti, hanno lavorato proprio per rivisitare, ripensare, quindi per abbellire questi oggetti assolutamente funzionali. E a me è venuta in mente una frase famosissima che tutti conosciamo, quindi di Dostoevskij, che dice: la bellezza salverà il mondo. Quindi sicuramente si può unire la bellezza alla funzionalità, forse è una delle cose che la scuola fa molto bene. Quindi lascio spazio ai colleghi. Allora, buongiorno a tutti, io sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo Patari Rodari, ruberò solo 2 minuti, giusto per sottolineare un fatto di contorno, perché poi, come diceva la collega dell'istituto che ci ospita, la vera scuola, la scuola militante, è fatta soprattutto dallo sforzo e dal lavoro quotidiano dei docenti. Dunque, il nostro istituto si trova a Catanzaro, il capoluogo di regione della Regione Calabria, 9 istituti comprensivi, noi siamo uno dei 9. Questo lavoro, di cui io ne sono particolarmente orgogliosa, è stato fatto in condizioni precarie. La nostra scuola subito dopo il Covid è stata smembrata, non abbiamo più un'aula laboratorio, non abbiamo più la sala professori, non abbiamo più le aule di strumento musicale, non abbiamo più la sala mensa, non abbiamo più nulla, abbiamo solamente aule. Ebbene, io voglio sottolineare questo,
che il lavoro che è stato fatto e questo è il valore aggiunto, credo, grazie alla passione, alla resilienza, all'entusiasmo della mia comunità educante e dei miei docenti, di cui ne vado particolarmente fiera. Ringrazio il consigliere comunale Nunzio Belcaro, in modo particolare l'amministrazione, perché per la prima volta dopo tanti anni che noi abbiamo vicino l'amministrazione comunale. In questi anni noi siamo andati profondamente soli, in totale dissonanza con le belle esperienze che noi abbiamo ascoltato ieri. Quindi c'è un vento nuovo in città e noi siamo pronti a guardare con entusiasmo e con fiducia alla nuova amministrazione che da giugno guida la nostra città. Chiudo e lascio la parola ovviamente ai miei docenti. Buongiorno, ciao a tutti, bentrovati e grazie per l'invito a partecipare, grazie per l'invito ad averci scelto. Vado velocissimo perché Nicola già mi guarda male, sarà lui a spiegarvi il progetto. Praticamente io volevo dirvi che come i bravi imprenditori coraggiosi abbiamo deciso in un momento così grave della società di investire tutto sui ragazzi e in accordo casualmente, ma non tanto casualmente, con quanto dicevano ieri nella meravigliosa tavola rotonda a cui abbiamo assistito, abbiamo deciso di forzare la mano e cominciare a dare ai ragazzi della secondaria di primo grado la capacità di non sapere solo cosa conoscono, ma cosa possono fare, cosa fanno, cosa sanno fare, ma soprattutto il potenziale che hanno dentro. Quindi abbiamo dato a loro, investendo tanto, il massimo della tecnologia, sia in software che in hardware. Abbiamo dato loro nelle mani una vera e propria Ferrari, dando loro dei programmi altamente professionali che si usano in aziende che fanno la stampa 3D piuttosto che la progettazione CAD, e abbiamo raccolto dei risultati che sono qualcosa di straordinario. Praticamente abbiamo pensato al rifiuto, il rifiuto che non deve essere più solo un rifiuto ma anche una risorsa, quindi l'economia circolare, Agenda 2030, così salvaguardiamo la vecchia progettazione. E praticamente i ragazzi hanno pensato di personalizzare, di rendere il raccoglitore, il cestino dei rifiuti, un oggetto di design. Quindi lo hanno pensato per esempio per una scuola come l'ADF, piuttosto per uno studio notarile, piuttosto che in uno studio di un avvocato, di un ingegnere, di una scuola, quindi personalizzandolo per le esigenze di colui che lo deve mettere in una sala. Quindi diventa didattico perché per esempio con i docenti di arte hanno abbinato i ragazzi Andy Warhol alla plastica piuttosto che Monet a qualche altra cosa. E poi interattivo perché invece del classico giornale pluridatato che si trova sul tavolo del dentista, cliccando sui QR code, o meglio sugli zap code che abbiamo inserito nei modelli, il cliente, colui che ne usufruisce, oltre a buttare la singola carta, sa come deve buttare quella carta, sa dove finirà quella carta. E poi, perché no, anche fare pubblicità allo studio dentistico, piuttosto che allo studio di ingegneria, piuttosto che alla scuola. E vi assicuro che i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Vi invito soltanto ad un esercizio. Quando vedrete quello che sta facendo Nicola, lancialo Nicola, quello che sta facendo vedere Nicola, provate per un attimo a mettere una mano davanti a un occhio e non guardate chi è l'operatore che lavora al computer. Magari penserete che è un grande ingegnere, invece è un ragazzino di 10 anni. E siccome ci vogliamo far male, da quest'anno cominciamo dalla quarta della primaria con questa cosa. Grazie a tutti per l'attenzione e per l'accoglienza. Ok, allora il nostro oggetto è semplicemente questo. I nostri soggetti sono loro. Qua non compare nessun docente, ma compaiono soltanto i ragazzini. Ok? Quindi la nostra scuola è una scuola diciamo, in mente il nome, comunque adesso mi sfugge, però ha la possibilità di utilizzare sia AutoCAD e sia
Tinkercad, perché siamo una scuola, adesso è venuto in mente, perché siamo una scuola come si dice? Autodesk Education. Autodesk Education. Scusate, ma sono emozionatissimo. Non so se si vede. Ok. Allora, sì. Allora, vediamo di rompere un pochino questa emozione. Allora, quindi cosa fanno questi? Abbiamo coinvolto anche i ragazzini della prima, della seconda e della terza scuola secondaria di primo grado. Noi abbiamo, e la bella cosa è anche quella di aver coinvolto questi ragazzini che le classi seconde fanno parte delle classi 4.0, quindi hanno la possibilità di utilizzare sia l'iPad ma anche AutoCAD. E chi conosce AutoCAD sa che è un software professionale che è difficile da utilizzare, diventa ancora più difficile se viene utilizzato dai ragazzi e su un iPad. Adesso, se voi potete constatare, qua si vede come questi ragazzini riescono a utilizzare questo applicativo, non vedo nessun tipo di difficoltà, e questo mette ancora più forza e più convincimento che noi docenti e comunque anche come noi persone dobbiamo cercare di capire che gli altri che ci stanno di fronte, abbiamo tutti la possibilità di fare delle cose. L'importante è che chi vuole tramandare queste cose lo faccia nel rispetto degli altri. Io ho molto rispetto degli alunni e qua colgo l'occasione di ringraziarvi tutti, perché siete veramente favolosi e si vede da questa immagine che stiamo trasmettendo, e questo è il risultato, quindi un punto di forza secondo me è questo. Qua cosa abbiamo fatto noi? Noi siamo partiti dall'idea che hanno già detto qui chi mi ha preceduto, e poi cosa abbiamo fatto? Siamo passati dall'idea al progetto e alla realizzazione di questo prodotto. Utilizzando cosa? Utilizzando quelli che sono i nostri programmi didattici. Non siamo andati fuori dal programma didattico. Noi abbiamo utilizzato tranquillamente un cubo, e il cubo fa parte della nostra progettazione didattica. Ma cosa abbiamo utilizzato anche? Abbiamo utilizzato anche altri contenuti, diciamo, didattici, come sono le proiezioni ortogonali, le sezioni, l'assonometria. Questo che state vedendo sono le proiezioni ortogonali per rappresentare le facce di questo semplice oggetto di forma cubica. E anche perché questo? Perché questo in questo modo ci consente di rappresentare graficamente le facce di questo oggetto, ma anche le sezioni, per far vedere dentro cosa c'è all'interno di questo, come è fatto questo oggetto, no? Però l'abbiamo fatto con l'utilizzo di AutoCAD e con i ragazzini che fanno parte di questa classe 4.0, che hanno a disposizione questo iPad e questa applicazione di AutoCAD che rientrano nel pacchetto di Autodesk Education. Ecco, però per arrivare qua non è che loro hanno fatto qualcosa di meccanico, perché a me non piace insegnare in maniera meccanica, loro devono restituire quello che io gli ho, diciamo, cercato di imparare, ma devono cercare di utilizzare queste conoscenze per trasformarle in competenze, quindi sottoposto a un problema diverso da quello che abbiamo affrontato quando abbiamo svolto l'azione, loro devono essere capaci di utilizzare quelle conoscenze per trasformarle in competenze, per dare risposta a quel determinato problema. E cosa intendo? Intendo che noi, loro sono arrivati a questi risultati, però con la prima parte di lavoro che abbiamo fatto sul cartaceo. Noi abbiamo fatto le persone ortogonali prima su carta. Un'altra cosa molto importante, quindi dobbiamo sporcarci le mani inizialmente. E poi un altro passaggio molto importante è questo fatto. Io sono partito anche dal fatto di prendere un pacchetto di caramelle, perché secondo me noi dobbiamo avvicinarci a loro, va bene? Quindi noi dobbiamo interessarli con il loro mondo reale. Quindi un pacchetto di caramelline che loro utilizzano tranquillamente, glielo porti, ok?
e gli fai cominciare a utilizzare quelle conoscenze del cubo, della forma geometrica solida che si fa usualmente che rientra diciamo, nella progettazione didattica, invece al mondo reale, alla loro realtà. E quindi in quel modo loro utilizzano il professore ortogonale per dare risposta a questo oggettino reale che è il pacchetto di caramelle. In questo abbiamo inserito anche, se state vedendo, abbiamo inserito anche la scala di proporzione, quindi far capire che effettivamente degli oggetti non li possiamo, che sono reali con determinate dimensioni, noi possiamo ridurli, no? O ingrandirlo o lasciarli anche nella dimensione reale, ok? Prendendo le misure e adattando queste scale di proporzione e inserendo le quotature, perché in una situazione di progettazione è necessario che le quotature, no, vanno a definire non la dimensione dell'oggetto che si sta disegnando con, diciamo, le quote del disegno stesso, ma delle quote dell'oggetto che poi sarà diciamo, realizzato con le sue dimensioni reali. Okay? Poi, invece qua adesso stiamo vedendo dei ragazzini di terza media, che però loro non sono classe 4.0. Però cosa hanno fatto questi ragazzini? Hanno portato i loro dispositivi, ne vedete diversi, vedete il notebook, vedete alcuni che hanno utilizzato l'iPad, alcuni che hanno utilizzato i cellulari, insomma ne vedete diversi, però tutti quanti riescono, diciamo, dietro la spinta motivazionale, a utilizzare Tinkercad, che è un altro applicativo che si trova nella piattaforma Autodesk che noi siamo, diciamo, abbiamo questa concessione, di poter di rappresentare l'oggetto in tre dimensioni. E questo Tinkercad, perché, ecco, qua un'altra cosa da sottolineare, ci sono alcuni di questi ragazzini che stanno procedendo, che sono ragazzini DSA, che sono ragazzini BES. Il problema qual è? È sempre lo stesso, far sentire questi ragazzini capaci, assolutamente capaci, con i loro tempi, con diciamo, la loro personalità, che ce la possono fare. Ecco, noi dobbiamo indurre tutte le persone, non soltanto i ragazzini, ognuno di noi deve indurre che comunque ce la possiamo fare. Se riusciamo a toccare questo tasto, ognuno di noi riuscirà a fare delle cose che magari inizialmente pensava di non riuscire a fare. E questo è il classico esempio, secondo me, di vedere come questi ragazzini riescono a concretizzare un determinato lavoro. Questo Tinkercad diventa importante anche perché, adesso lo vedremo, perché questo Tinkercad, questo programma, ci consente di generare un file in formato .stl, che è un file che possiamo utilizzare per ottenere la stampa 3D. Un altro passaggio fondamentale, secondo me, è questo: far capire a questi ragazzini che tutto quello che si fa non è perché devono subire un'interrogazione, devono fare una verifica per ottenere, che ne so, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ma quelle di dire: ti sto dando un qualcosa, utilizzalo, perché tu sei capace poi di fare delle cose, di realizzare delle cose. E guardate, un'altra cosa che mi emoziona tantissimo è vedere questi ragazzini, dove tu gli hai dato veramente pochissimi elementi, a tirare fuori una creatività degli oggetti che nemmeno tu, docente, pensavi che potessero essere concretizzati, e qua invece si apre la meraviglia, no? Ho fatto anche, però abbiamo fatto anche un altro video dove questi ragazzini hanno realizzato dei circuiti. Io ho spiegato semplicemente il circuito elettrico, ma non vi dico che modellini che sono usciti fuori, utilizzando i pannelli solari, utilizzando i motorini elettrici, utilizzando le batterie, utilizzando di tutto e utilizzando oggetti svariati. Poi magari faremo un tavolo con un computer e faremo, diciamo, la trasmissione di questo video su un angolino qua che ci daranno a disposizione. Allora, e qua adesso si vede la fase, diciamo, finale,
si vede tutti questi elementi che vengono costruiti uno per uno, vengono assemblati per ottenere l'oggetto virtuale tridimensionale, va bene? Adesso arriveremo sicuramente alla fase, ecco, qua se voi vedete c'è quel ragazzino che sta operando, c'è un ragazzino che sta operando. Sembrerebbe una cosa semplice e facile, ma non lo è, ma non lo è proprio. Perché per esempio per il coperchio che state vedendo, il coperchio ha necessità di avere quell'elemento mancante, perché se no quando viene ancorato alla cerniera non riesce poi a fare il giro completo, no? Questo per esempio è l'oggetto che abbiamo stampato in 3D. Ecco, io qua riesco ad aprirlo e a chiuderlo questo oggettino, no? Però se io qua nel coperchio non elimino questa parte, io rimarrei bloccato, non avrei la possibilità di ruotare questo coperchio. E allora con molta, diciamo, naturalezza io sto vedendo veramente dei movimenti molto, molto naturali, molto tranquilli, diciamo, di questi ragazzini. Proprio per riprovare un pochino questo concetto che i ragazzini, quando gli dà la possibilità di fare delle cose, li fanno anche bene. Ecco, adesso, una volta che è stato realizzato questo diciamo, modello 3D virtuale, adesso si passa a scaricare questo file in formato STL, ecco appunto STL, giusto? E poi noi cosa abbiamo? Poi un'altra cosa. Noi adesso, se voi vedete, una stampante. Ecco, questa è una stampante che era nella scuola anche prima che arrivassimo noi docenti, la dirigente e i docenti presenti, però che non è stata mai utilizzata. Noi cosa abbiamo? Anzi, è fuori produzione. Vi dico, queste stampante qua che le abbiamo trovate fuori produzione, abbiamo cercato il software, abbiamo cercato i driver, insomma abbiamo cercato in tutti i modi di dare vita a questa stampante che non aveva avuto mai vita, era là, piena di polvere, ecco, qua l'abbiamo utilizzata, abbiamo fatto questo tipo di lavoro, ringrazio tutti i colleghi che sono prestati a fare questo tipo di operazione, e qua adesso si vede come questa stampante si mette a stampare il coperchio inizialmente e poi successivamente la scatolina. Cosa volevo dire anche? Allora, sì. Allora, la cosa importante anche è cosa? Vedere questo oggetto, vederlo, cioè pensarlo realizzato, va bene? Nelle sue forme e nelle sue dimensioni. Adesso vedremo anche questa scatolina. Ecco, un'altra cosa molto importante che volevo dire e non mi sta sfuggendo. Ecco, se voi vedete, questo potrebbe essere, con modestia, un video tutorial in tutto e per tutto. Cioè si potrebbe prendere, secondo me questo dobbiamo fare noi, dobbiamo mettere in condizione altri a fare, non dico la stessa cosa, ma prendere come riferimento per fare un qualcosa di diverso, perché non è detto che io mi vedo questo video, no? Me lo guardo, mi piace, dico vabbè, lo utilizzo per fare un nuovo portorifiuti. No, posso pensare di fare qualche altro tipo di oggetto, però sfruttando, diciamo, questo video. Ecco, se noi riusciamo, ognuno di noi, e questo secondo me è la tematica di questo nostro festival, presumo, che ci sia condivisione, no? E collaborazione affinché possiamo fare delle cose. Allora, qua per esempio abbiamo fatto il QR code perché? Perché pensiamo, se questo raccoglitore utilizza della plastica, no? È un contenitore che contiene plastica, perché non farlo diventare didattico e interattivo? Cioè dare la possibilità a questo oggettino con un QR code che viene inquadrato e ci riporta come è fatta la plastica, cosa serve la plastica, gli oggetti che si possono utilizzare con la plastica, il rifiuto come risorsa della plastica, cioè tutti gli elementi concatenanti a quello che contiene il contenitore. Poi ci sono anche altri immaginetti che abbiamo pensato di mettere, che sono questi qua della pop art, che sono degli immaginetti che revocano proprio il periodo del 1950, no? Della pop art, dove c'era il consumismo e quindi per forza di cose anche il problema del rifiuto, che ancora tutt'oggi abbiamo. Okay? Grazie dell'ascolto. Scusate la mozione iniziale.
Nell'attesa, se qualcuno di voi ha qualche curiosità, volevo dire che volutamente abbiamo lasciato le cose così come l'hanno fatto i ragazzi e non trasformarlo in un modo più professionale. Sarebbe stato semplice andare dall'azienda X, mi stampi in dimensioni naturali un qualche cosa di diverso, magari non renderlo così fumettato, ma non ci sembrava il caso. L'anno prossimo passeremo a questo da settembre, anzi una settimana, con i ragazzi, e passeremo a questa nuova avventura. Vi ripeto, volutamente è rimasto così piccolino, così ingrandito tutto questo. La nostra idea è magari un giorno, fine anno, stamparne uno in dimensioni reali e farvelo vedere come viene. Chi lo sa, che non interessi a qualcuno e riusciamo ad autoprodurci noi qualcosa a scuola. Abbiamo tante speranze con Nunzio e l'amministrazione, però se l'aiutiamo anche noi, visto che non abbiamo imprenditori che ci collaborano, magari riusciamo noi a fare una start-up, a vendere noi qualcosa e fare noi qualcosa per la scuola. Se avete necessità di qualche chiarimento, altrimenti vi salutiamo. Allora, non so se ci sono domande. Io trovo l'intervento bellissimo, anche perché proprio viene fuori il momento motivazionale per gli studenti, cioè è un progetto talmente complesso che prevede tanti stili di apprendimento e di insegnamento che non lascia nessuno indietro, per cui anche i ragazzi BES, che spesso sono molto creativi, trovano sicuramente la loro soddisfazione e la loro gratificazione all'interno di un progetto cooperativo. È bellissimo, è sicuramente un progetto da replicare, mi piace molto. Ci sono domande? No, vuol dire che era tutto chiarissimo. Qualche scuola è interessato a questo progetto, è interessato a diventare Autodesk Education, però mica non mi veniva inizialmente perché e io sono a disposizione. L'indirizzo email è professorecorea@gmail.com e quindi sono a vostra completa disposizione. Grazie. Forse abbiamo una domanda? L'anno scolastico. Ecco, questa è una bellissima domanda. Io ringrazio che hai fatto questa domanda. Allora, io sono docente di tecnologia, 2 ore a settimana, di cui 1 ora teoria e 1 ora disegno. Quindi praticamente io faccio 4 ore al mese, 32-33 ore all'anno di disegno con questi ragazzini. Io riesco a farcela, perché riescono a farcela loro. Riescono a farcela i ragazzini. Mi danno un aiuto che... E mi si emoziona il collega. Quando parlo dei ragazzini... Lo so. Abbiamo una sensibilità particolare. In ogni caso, per risponderti, così ci giochiamo l'ultimo minuto, facciamo contenta Elisa. Praticamente c'è stato l'intervento delle docenti di arte che hanno parlato ai ragazzini come abbinare un rifiuto con un'arte, e questo secondo me è un meccanismo straordinario, abbinare il rifiuto all'arte. Io devo fare i complimenti ai miei colleghi per questo. Non è un'operazione semplice far capire ai ragazzi il rifiuto arte, ma loro sono superiori a noi, lo capiscono subito. Quindi un paio di ore così, un paio di ore anche con la matematica per sviluppare cubo e roba varia. Non è lungo, è più lungo magari, diciamo, quello di dividerlo in più tempi. Assolutamente, il capo dice è un approccio multidisciplinare. In effetti questa era la cosa che mi ero dimenticato di dirlo, perché mi sono preso un pochino dal fatto del io, ma non è un io, è un noi, perché ci sono tanti docenti che veramente con poche ore riescono a fare così tanto. Però ripeto, grazie ai nostri ragazzi che sono veramente eccezionali. E grazie a voi tutti. Qualunque cosa desiderate, che non abbiamo più tempo, noi siamo qua mentre mangiamo, si lavora meglio a tavola. Grazie. Allora, la seconda esperienza che ci viene raccontata dalla dirigente e dal gruppo di lavoro di docenti arriva dall'Emilia Romagna, dal comprensivo Manzoni di Reggio Emilia.
anche questa è un'esperienza bellissima di cui abbiamo già sentito parlare probabilmente ieri sera in qualche modo, perché la scuola museo, quindi siamo nell'ambito della scuola diffusa, quindi siamo nell'ambito di aprirci al territorio e contaminarci col territorio. Prego. Grazie, grazie infinite. Allora, introduco brevemente in realtà i miei docenti che vi presento. Allora, qua abbiamo Claudia Reggiani, che è la mia funzione strumentale al TOF, Elisabetta Bedogni, il mio primo collaboratore, e Alfonso Trellicoso, è diciamo l'animatore digitale, oltre che, come sempre, quando si parla di middle management, lo dico ai colleghi, no? L'importanza di avere personale valido con delle competenze specifiche che ci aiuta nel nostro lavoro. Allora, vado avanti io con... Grazie, no? Sì, puoi fare tu, Elisabetta, magari che conosce già il... Grazie, gentilissimo. Ecco qua, io parto velocemente e vi do un'indicazione di massima del tema generale, secondo me, che attraversa la nostra presentazione. E la scuola diffusa è stata ampiamente presentata l'anno scorso qua nel festival, e noi vi diamo uno spaccato all'interno della concreta esperienza del nostro istituto comprensivo. La scuola dell'autonomia è una scuola che spesso è stata una parola vuota, ci parla di soluzioni organizzative differenti per realizzare attività educative e formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. È quello un po' che ci ha mosso fin dall'inizio, ok? In tutte le nostre esperienze del TOF, e l'utilizzare contesti nuovi è una cosa che ci ha sempre intrigato. E i nostri colleghi, i nostri insegnanti del nostro istituto comprensivo, come tutti voi, hanno sempre apprezzato le relazioni col territorio, con i musei, e deciso di valorizzarlo perché fa parte proprio del nostro obiettivo, insomma, delle nostre finalità. Valorizzando i saperi però anche che emergono dai bambini, che, come ha detto anche prima il collega che si è emozionato e che mi ha veramente commosso, bambini che sono ovviamente i protagonisti assoluti. Ed ecco qua allora che noi abbiamo voluto in particolare proseguire l'esperienza del primo anno, che adesso vi racconteremo perché fa parte di questo percorso, e andare a vedere come si è incarnata nel curriculum di istituto questa esperienza. Vi dirò brevemente che questo però è nato, ovviamente, lo diciamo, nell'anno del Covid, della pandemia, dove, come è stato presentato da Eugenio Paterlini di Reggio Emilia, dell'amministrazione di Reggio Emilia ieri, che ringrazio, ci è stata data la possibilità, con un patto di comunità per l'emergenza, di abitare i musei civici di Reggio Emilia. Ci è stato chiesto dove volevamo andare e noi abbiamo detto vogliamo andare al museo, se ci date questa opportunità è il luogo dove vogliamo stare. Ma soprattutto non abbiamo raccolto questo stimolo dicendo ci andiamo con una classe sola e facciamo una sperimentazione. Il desiderio è stato fin da subito da parte mia, in particolare come dirigente scolastico, ma poi anche di tutto lo staff, insomma, con cui ho condiviso la scelta, di andarci tutte le nostre classi. Quindi questa esperienza iniziale del primo anno, da cui partiamo, è un'esperienza che ha coinvolto circa 130 docenti e 820-830 studenti, ok? Quindi un'esperienza veramente corale, in un'ottica proprio di condivisione. Per una settimana all'anno il nostro istituto, ogni classe per una settimana ha abitato dentro il museo. Andiamo avanti. Quindi, ma non basta dire che abitiamo in un luogo per creare un curriculum della cittadinanza e del patrimonio che funzioni, perché uno ci può stare in un altro posto facendo il suo, cioè andando avanti, come diceva prima il collega, con il programma, tra virgolette. No, bisogna avere una visione, bisogna avere la voglia che accada qualcosa, bisogna andare a scuola e dire che esperienza voglio far fare ai miei ragazzi. E allora cosa abbiamo voluto che succedesse? Questa è l'intenzione mia e dei miei collaboratori e dei miei docenti. Abbiamo voluto abitare altrove. Abitare non vuol dire andare a fare lezioni in un altro posto, vuol dire viverci, diventare cittadini provvisori di un luogo, ok? Abbiamo voluto ibridarci con i diversi attori, quindi l'amministrazione, con i suoi educatori, con i quali già avevamo un ottimo rapporto, quindi siamo stati fortunati, c'erano delle persone con cui già da tempo collaboravamo, sia a livello di integrazione che di didattica. Però c'erano anche gli esperti del museo con i quali già collaboravamo perché già eravamo spesso là con le nostre classi, ma certo che andarci ogni tanto e fare 2 ore di laboratorio, mi capite, non è la stessa cosa che stare con loro tutti i giorni, tutto il giorno.
ci stavamo anche a mensa, per darvi un'idea, cioè stavamo proprio là, i genitori ci portavano i bambini e li venivano a prendere lì. Abbiamo avuto voglia di costruire esperienze comuni, di lasciare la sensazione a tutti di essere in ricerca. Credo che il vero traguardo adesso dei collegi docenti unitari sia fare ricerca, partendo dal basso, con la voglia dei docenti e dei dirigenti di fare cose nuove e innovative. Quindi, che cosa in particolare, entrando nel concreto, abbiamo potuto avere come visione? Abbiamo potuto avere l'idea di fare una scuola che si muoveva, che cambiava contesto, ma proprio per andare incontro alla specificità, no, dei nostri ragazzi. Lo diciamo sempre che il curriculum deve emergere dalle nostre compagini, dalle classi. Questo ha permesso di favorire dei percorsi circolari. Per circolari intendo circolari all'interno del collegio docente unitario, circolari col territorio. E questo ci ha aiutato a riflettere sul cambiamento degli spazi, dei tempi della didattica. Quindi adesso lascerei la parola prima di tutto ai bambini, da cui capirete, perché non abbiamo ritoccato in alcun modo i testi che hanno scritto a suo tempo, ma in una semplice verifica narrativa di quello che avevano provato, la loro percezione, e capirete l'eterogeneità del contesto. Grazie. Stare al museo ti cambia un po' la vita. Io non sapevo che c'erano anche queste stanze dove noi siamo stati tutto quest'anno, e qui hai una vista spettacolare e tante persone non lo sanno. Dall'istituto immerso al museo si sta costruendo un curriculum emergente del patrimonio culturale, un modo di approcciarsi al reale che intenzionalmente continua a scuola, sotto lo stimolo e le suggestioni delle varie possibilità di scoperta del territorio e dei beni culturali. Le voci dei bambini testimoniano lo stupore e la meraviglia delle esperienze che hanno vissuto e costruito insieme. Sì, ma anche se possiamo guardare attentamente da più vicino quello che ci interessa in quel momento, abbiamo studiato in modo diverso, esplorando, osservando, prendendo appunti, ascoltando, guardando video. Qui al museo ci sono tanti tipi di fonti storiche, esseri viventi, quadri, sculture, modellini e abiti. Al terzo piano ci sono anche la croce di luce e l'agorà, ma ci sono anche le nostre classi. Quando siamo venuti l'anno scorso ci siamo fermati fino all'agorà. Ad esempio, esistono animali a 2 teste? Oppure gli scheletri come sono fatti? E si può scendere e cercare le risposte. Puoi osservare. A me la cosa che mi è piaciuta di più del museo è stata la stanza degli animali, perché mi sembrava molto interessante a vedere degli animali che non avevo mai visto, anche però che c'erano molti animali diversi. Vivere un'esperienza così bella non la fanno tutti. Il museo è stato davvero stupendo perché comunque è stato bello perché è stato divertente e anche insegnativo. Perché in questa attività dobbiamo trovare noi gli indizi, ovviamente con qualche suggerimento, e per questo facciamo lavorare di più il cervello e diventiamo più intelligenti e possiamo trovare le risposte alle nostre domande che ci facciamo da sempre. Abbiamo fatto tante attività che ci hanno appassionato tantissimo, attiravano la nostra attenzione in una passione di collaborazione, amicizia, felicità e divertimento.
A dir la verità è stato un anno fantastico, emozionante, dove abbiamo vissuto tante avventure, in un luogo pazzesco. Abbiamo imparato tante cose, più di quelle che qualsiasi libro potrebbe insegnarci. È stato stupendo, credo che mi mancherà. Come ha già detto la nostra dirigente, il nostro istituto ha ormai da tempo intrecciato dei rapporti stretti col territorio e con le risorse che sono presenti su questo territorio. Il fatto di vivere in un contesto come il museo ci ha permesso di proseguire, di declinare anche intenzionalità e competenze molto specifiche e pensate per ogni ordine e grado del nostro istituto, perché i soggetti coinvolti sono stati tutte le classi del nostro istituto, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, e come vi dicevo appunto tutto il territorio di Reggio Emilia, anche se qui vi presentiamo in particolare l'esperienza vissuta ai civici musei. Nasce così un curriculum verticale del patrimonio culturale che si concretizza anche attraverso momenti collegiali di condivisione con i docenti, di riflessioni e di esperienze che venivano appunto fatte. Tutte le classi delle scuole, come vi è stato detto, nel primo anno, nell'anno scolastico 2021, hanno vissuto una settimana di esperienza al museo in risposta anche ad una necessità di tipo sanitario, insomma. Però in realtà è stato subito evidente la portata innovativa e didattica di questa esperienza. E così nell'anno successivo, in parte anche in autonomia, alcuni docenti hanno potuto sperimentare alcuni focus progettuali in giornate dedicate all'interno dei civici musei. Alcune classi della scuola secondaria di primo grado hanno invece realizzato un progetto transdisciplinare sulla conoscenza di sé vivendo 3 giorni al museo. E poi abbiamo avuto 2 linee esperienziali molto pregnanti, che sono il Delivery Museum, cioè il museo che va a scuola, il museo che entra nelle scuole con delle installazioni attraverso plexiglass che contengono degli oggetti speciali che sono appunto animali, ma sono animali impagliati ovviamente, sono reperti, fossili, opere d'arte, e ai bambini viene chiesto di assumere il ruolo dell'esperto museale e quindi di appropriarsi anche di un linguaggio specifico che è quello della catalogazione, di indagare, di ricercare, di diventare osservatori, di costruire mappe concettuali, di confrontarsi intorno a concetti ad esempio come quello della collezione. Naturalmente sempre attraverso una molteplicità di linguaggi. L'altra grande esperienza che io personalmente insieme ai colleghi abbiamo avuto modo di vivere è appunto quella dell'anno intero trascorso al museo. Un anno intero vissuto in un'ottica davvero transdisciplinare intorno al core concept del punto di vista. Di questo vi parleranno più approfonditamente Elisabetta ed Alfonso. Io concludo dicendovi che in realtà il nostro istituto ha sempre lavorato attraverso un curriculum verticale concettuale, in un primo momento fondandosi in particolare sulla narrazione ed esplorando il concetto di limite e confine, e poi successivamente anche di contenuto e contenitore. Ed ecco poi quest'anno questa esperienza relativa al punto di vista. Grazie. In particolare io vi parlo un pochino di quello che è stata un'esperienza significativa di settimana al museo. L'ho fatto con la mia classe l'anno scorso e è una classe molto particolare, sono 23 bambini, 16 con famiglie di origine straniera, quindi comunque con un bagaglio linguistico a livello dell'italiano un pochino limitato. Erano bimbi di seconda, bimbi che hanno fatto la prima praticamente da febbraio in didattica a distanza, quindi partivamo da questo concetto, da questa esperienza. E nella classe ci sono 3 bambini di SA, una bambina con un mutismo selettivo di grado grave
e ci piace pensare che il miracolo è stato fatto anche dentro al museo, perché la bimba adesso parla. E poi abbiamo un bambino con un autismo grave non verbale. Con tutta questo purpurri di varietà della classe abbiamo iniziato la settimana al museo. La settimana è iniziata con questa curiosità. Ci è stato consegnato un oggetto che non sapevamo cosa fosse. I bambini non sapevano cosa fosse. Quindi abbiamo chiesto loro, vabbè, provate a fare delle ipotesi. È stato detto fuori che potevano essere le corna di un cervo che erano finite sotto la neve, poteva essere un ramo perso nella preistoria, e anche questo trovato dal museo. Pochi hanno detto che era un corallo, pochissimi. E la settimana al museo ci è servito per quello, perché i bambini hanno iniziato a girare per il museo anche liberamente, a osservare le vetrine, non solo quelle che ci venivano suggerite dagli esperti. E alla fine della settimana gli esperti gli hanno detto: ok ragazzi, adesso te lo dobbiamo ricollocare perché questo è un oggetto del museo. E i bambini incredibilmente si sono tutti rivolti alla vetrina dei coralli e hanno detto: questo va qua. E quindi già lì qualcosa era successo, qualcosa di magico. E la settimana al museo è stata una settimana incredibile, nel senso che non abbiamo vissuto solo dentro il museo, siamo stati fortunati. Noi abbiamo iniziato questa esperienza a inizio anno, quando ancora non c'era il divieto di potersi muovere nella città, quindi noi ci siamo veramente mossi. Siamo andati nella sala del tricolore, Reggio Emilia vanta il primo tricolore, e siamo andati lì a fare queste storie in bianco rosso. E i bambini hanno avuto la possibilità proprio di leggere le loro storie presentate lì. Sono io che muovo, forse? No, se torna via sì. Poi siamo andati anche nella Galleria Parmigiani, che è un'altra parte, diciamo, del museo, questa galleria storica molto particolare. E poi abbiamo vissuto le stanze del museo con attività di giorno in giorno diverse. Non ci siamo fermati a questo, poi siamo tornati a scuola, e a scuola ci siamo detti: non è che l'esperienza può finire qua. In questo siamo stati accompagnati anche dagli educatori di officina educativa, che entravano una volta a settimana nella nostra classe. Quindi siamo riusciti a creare un percorso. Ovviamente, come dire, noi docenti dovevamo tenere dentro la didattica, quella ci doveva essere, le conoscenze, le competenze disciplinari ci dovevano essere, ma siamo riusciti a creare un percorso interdisciplinare. Abbiamo iniziato a fare una ricognizione di quello che è stata la settimana al museo, e poi abbiamo iniziato a fare delle ricerche sul corallo, perché il corallo era il nostro oggetto. E quindi anche in questo caso i bimbi hanno sperimentato diversissimi linguaggi. Gli abbiamo dato appunto dei tablet, hanno fatto ricerche a computer, hanno anche loro portato quelle che potevano essere le loro conoscenze. E poi ci siamo detti: ma forse il corallo racchiude anche qualche cosa di misterioso. Quindi l'abbiamo iniziato ad analizzare nel dettaglio, l'abbiamo messo sotto un microscopio, e da lì ci si è aperto un altro mondo, il mondo dei dettagli. Cosa succede però? Che a un certo punto di nuovo dobbiamo andare in DAD per un mese, e quindi coi dettagli ci abbiamo giocato a distanza. Abbiamo chiesto ai bambini di fotografare loro da casa qualcosa e con cui creare degli indovinelli. Questi indovinelli li abbiamo anche sperimentati, sia noi a distanza, ci abbiamo giocato, adesso quell'immagine sembra tutta sporca, ma in realtà erano i bambini che crocettavano quello che secondo loro era la risposta giusta alla domanda che cos'era quel dettaglio. Ma ci abbiamo giocato anche col nostro amico speciale, che era a scuola, perché lui poteva andare in presenza, e quindi noi eravamo collegati con lui, l'abbiamo fatto giocare, e lui giocava, lui sceglieva i dettagli, lui stesso ci ha mandato dei dettagli con cui noi abbiamo creato degli indovinelli. Dopodiché ci siamo detti: però il museo non lo possiamo dimenticare, anche il museo ha giocato con noi, ci ha mandato dei dettagli con i quali abbiamo creato nuove ipotesi. E queste ipotesi, finalmente la DAD è finita, siamo ritornati al museo e siamo andati a verificarli, a vedere se effettivamente avevamo indovinato gli oggetti da cui erano stati presi questi dettagli. Quindi
La nostra non è stata solo una settimana, già il primo anno abbiamo avuto dei rimandi di nuovo anche dentro al museo. E infine siamo riusciti anche a preparare delle documentazioni per le famiglie, sempre con una collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Questa è stata, credo, l'arma vincente, perché abbiamo veramente collaborato tutti insieme. I bimbi hanno imparato a usare alcuni programmi, hanno creato un Padlet, hanno creato un Think Link con cui si divertivano perché ogni pulsante nascondeva qualche mistero e in parte era un po' quello che è stata l'esperienza che avevamo vissuto. Questa è la settimana, poi abbiamo avuto l'anno. Quindi, come è stato detto prima, quindi 2 classi hanno abitato nel museo per tutto l'anno e questo ha dato loro la possibilità di stare tutti i giorni in un ambiente veramente ricchissimo di stimoli, ricchissimo di possibilità a livello educativo e formativo. C'è stato quello che si dice il core concept dell'anno, di questo anno, è stato proprio il punto di vista che è stato suggerito proprio dal fatto di avere le classi al terzo piano di questo edificio e quindi dal fatto di vedere la città. C'è tutta la veduta di tutta la piazza sottostante, molto bella, molto grande, e ha suggerito proprio questo sguardo che è stata un po' la guida di tutti i progetti, di tutte anche le attività che sono state fatte durante l'anno. Qui c'è un elenco che non sto a dettagliare, però la cosa importante è che c'è stato un lavoro di mediazione, anche di raccordo, per agganciarci spesso a delle proposte, delle mostre che già c'erano nel museo, come nel caso delle Wunderkammer, i paesaggi di cartone di Luigi Ghirri e altre iniziative come quella della carta da parati. E quindi siamo riusciti, diciamo, a integrarci con delle cose, non solo con tutto il panorama, diciamo, di stimoli del museo, ma anche proprio agganciarci ad alcune iniziative temporanee che c'erano in quel momento nel palazzo del museo. L'altra cosa secondo me importante era affiancare non solo iniziative, attività programmate, progettate, pianificate, ma anche aprirsi alla possibilità di cogliere suggestioni nel quotidiano, suggestioni anche estemporanee. Un bambino che arriva con una roccia in classe, una fotografia, una domanda. In quel caso proprio avevamo gli esperti del museo che erano proprio lì a nostra disposizione e quella suggestione poteva trasformarsi anche in una lezione sul momento, insomma. E questo è successo non solo con le suggestioni, diciamo, che portavano i bambini, ma anche in occasione di alcune ricorrenze, come la giornata della memoria, per esempio. Il fatto di avere una grande libertà operativa, cioè dalla carta al tablet, il computer, l'espressione teatrale, il video tutorial, ci ha dato una grande libertà. Quindi abbiamo potuto fare sia la classica, diciamo, interdisciplinarietà, la stessa cosa vista nelle varie discipline, ma anche andare oltre, cioè concentrarci su una visione che vede l'unitarietà dei saperi e utilizzare tutte quelle competenze per qualcosa che non ha per forza un'identità specifica in una sola disciplina. Quindi quello che chiamiamo la transdisciplinarietà. E ovviamente tutta questa libertà operativa ci consente di arrivare un po' a tutti i bambini, cioè tutti riuscivano a trovare un canale all'interno del quale esprimersi e dare il proprio contributo. Questa è un'altra cosa molto molto importante che ci mancherà probabilmente, anche se riusciremo comunque sempre abbiamo imparato a potenziarla anche nel quotidiano della nostra didattica. Ecco, grazie infinite. Credo che i docenti siano riusciti a rendere la ricchezza di questa cosa e soprattutto il modo in cui stiamo cercando di declinare la didattica museale all'interno del curricolo. Un curricolo che sta diventando
un curriculum che parte dai bambini, che attraversa la porta, che esce dalla scuola, che rientra a scuola e che vuole dialogare con tutte le realtà del territorio. Quindi noi continueremo ad ibridarci con vari ambienti della città, lasceremo che sia il territorio e la ricchezza culturale del nostro paese il nostro libro e cercheremo anche di, come dire, arricchire le definizioni che abbiamo e i concetti che noi come docenti nella nostra professionalità che cambia che possono migliorare. C'è stata il 24 agosto, lo dico brevemente, la decisione della nuova diciamo dell'Assemblea Generale Straordinaria di ICOM sulla definizione di museo. È una definizione che qua ha una traduzione diciamo che è la prima che è venuta fuori, magari sarà aggiustata. Vi faccio vedere la parte finale. I musei operano e comunicano eticamente, professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Questo noi l'abbiamo trovato nel personale del museo, nella didattica museale. Allora abbiamo pensato un attimo di definire, permettetecelo, una delle tante modalità con cui la scuola si esprime nei vari contesti. Questa è la definizione che è uscita un po' dall'esperienza. La scuola è uno spazio che sa abitare altri spazi, è uno spazio poroso che lascia entrare gli altri e ti lascia uscire. È un luogo che unisce memoria, scienza e creatività, è un luogo della sperimentazione dove imparare a star bene con se stessi e con l'altro, per vivere ogni giorno cercando la bellezza nel proprio territorio e creandola da cittadini liberi e responsabili. Grazie. In fondo alle slide troverete il ringraziamento per tutta la comunità educante, dallo staff ai docenti, alle famiglie, all'amministrazione comunale, perfino ai collaboratori scolastici e agli assistenti amministrativi, perché un'esperienza corale richiede tanto impegno da parte di tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, non so se ci sono domande, se è stato tutto chiaro. A me viene da dire spontaneamente che è un'esperienza molto ricca di stimoli per i bambini, che ha creato un imprinting incredibile in loro, per cui sicuramente da grandi entreranno molto volentieri nei musei, proprio con una carica, una curiosità intellettuale diversa, proprio un'esperienza molto formativa. Ci sono domande? Sì, prego. Buongiorno, vi ringrazio per questa finestra aperta su un modo di stare nella città diverso. No, io ho pensato, vivendo la scuola anche da di dentro come docente, è un'esperienza che ho condotto per una settimana e basta, quindi vederla declinata su un anno è una cosa assolutamente straordinaria. No, io volevo chiedere nel concreto ai colleghi che hanno costruito questo percorso qual è stata la risposta delle famiglie al cambiamento delle routine, che è una cosa che preoccupa sempre molto nell'andare fuori anche in un momento pandemico, ma già nella normalità è complicato cambiare setting, cambiare abitudini. Qual è stato l'elemento di maggiore criticità che avete incontrato con i vostri genitori, con le famiglie? I bambini penso che abbiano affrontato il tutto in modo splendido, perché insomma sono molto più bravi di noi. No, qual è l'elemento che è stato più difficile da sciogliere nel proporre un anno fuori alle famiglie, ma nel concreto, perché poi alla fine ci scontriamo anche con quello. Grazie, vi ringrazio tantissimo. Io dico solo come dirigente che serve un'organizzazione e una comunicazione molto chiara con le famiglie, quindi serve un passaggio ancora prima che poi dopo si affronti la criticità, quindi una buona comunicazione, incontri dove si condividono oltre che gli aspetti organizzativi anche gli aspetti valoriali, perché poi la famiglia alla fine ha fatto parte dell'esperienza, se lo lascio dire da loro. Allora no, io ci tengo a precisare questo. Le classi scelte sono state scelte anche perché territorialmente la scuola è abbastanza vicina ai musei, quindi la distanza non è stata così esagerata per i genitori. Chiaro che qualche resistenza sul fatto di ma devo arrivare fino lì, ma è in pieno centro, non c'è la macchina, dobbiamo venire a piedi anche quando piove, c'è stata. Però
era stato talmente bella l'esperienza dell'anno prima, l'avevano vissuta, cioè rendendosi conto che appunto in un periodo come eravamo siamo riusciti comunque a fare una cosa incredibile, per cui ci hanno dato fiducia ed erano entusiasti anche loro, quindi in realtà io direi che è una criticità, tolto a questa cosa di dire vabbè, anche se piove arriviamo con l'ombrello, non c'è stata. Se posso aggiungere, forse l'altro aspetto che ci ha aiutato molto è stato il coinvolgerli. All'inizio della prima settimana di scuola i ragazzi hanno realizzato un'assemblea speciale per i loro genitori e si è trattato di una vera e propria caccia al tesoro all'interno delle sale del museo e quindi hanno potuto vedere la bellezza attraverso gli occhi dei loro ragazzi. Credo che questo sia stato poi la spinta finale anche per superare la criticità delle molte scale o del fatto di dover caricare gli zaini sull'ascensore, che sono piccolezze rispetto alla bellezza dell'esperienza che abbiamo vissuto tutti. Grazie infinita, arrivederci. Grazie. La prossima esperienza che andiamo a presentare, andiamo a condividere, arriva dalla Regione Marche, quindi dall'Istituto Comprensivo Mercantini. Il titolo è Dal Parco Letterario al Sant'Ippolito Urban Virtual Track. E le parole chiavi di questa esperienza, che poi i colleghi ci racconteranno nei dettagli, sono a mio parere service learning, turismo e comunità. Quindi sono sicuramente degli stimoli da approfondire per tutti. Allora, buongiorno, grazie a tutti. Io sono l'ex dirigente dell'Istituto Comprensivo Fratelli Mercantini di Fossombrone, sono stata dirigente fino al 31 agosto, adesso ho cambiato scuola. Vi porto i saluti della nuova dirigente, la dottoressa Toma, e sono qui insieme al mio primo collaboratore, l'attuale primo collaboratore, e alla professoressa Carla Peverieri, che si è occupata di una parte di questo progetto che oggi andiamo a presentare. No. Perché è inserito in automatico? Dovevi togliere l'automaticità. Allora, quello che noi andiamo a presentare è un progetto che ha attraversato un triennio. Che cos'è il service learning? Ieri lo abbiamo ascoltato, sicuramente è un progetto molto importante che sicuramente però ha guardato l'impegno economico dell'amministrazione comunale. Per vedere quello che vedrete, e sono stati impegnati da parte dell'amministrazione ben 30.000 euro. Parliamo di un comune di 2.000 abitanti, un comune sulle colline marchigiane, che non è il centro dell'Istituto Comprensivo Mercantini, perché è stato aggregato negli anni e il centro invece è a Fossombrone, città natale di un uomo molto importante che è Ottaviano Petrucci, il primo stampatore degli spartiti musicali, quindi è il Gutenberg della musica. Quindi noi veniamo da questo contesto territoriale. Questa è una modalità, sì. Questa è la nostra scuola, Sant'Ippolito. Al primo piano abbiamo la scuola primaria, al secondo abbiamo la scuola secondaria. In totale abbiamo un centinaio di alunni, quindi è una piccola scuola. E quando sono arrivata all'inizio del 2019, subito, immediatamente abbiamo aderito a questa innovazione che è il service learning, quindi a questa avanguardia educativa. E nel triennio ci siamo formati e abbiamo sperimentato questo che adesso vi presenteremo. Quindi dentro e fuori la scuola, e sicuramente in questo triennio il dentro e il fuori è stato fondamentale. Che cos'è il service learning? Si riesce a fermare? Allora, il service unisce la cittadinanza attiva, le azioni solidali, no, e va avanti da solo. Presentazione. No. Fermo, non lo mettere, lo mettiamo da qui. Facciamo slide, sembra una scelta. Togliamo la presentazione e poi questo ingrandisci qua, capito? Così si vede questo.
Metti così e vai avanti tu qua. E taccio sto vento. Ok. Lascia così, non ti preoccupare. Ok, me lo sposto io da fuori. Ok, è un problema tecnico. Quindi che cos'è il service learning? Ieri abbiamo detto che è apprendimento e cittadinanza in fondo. Quindi il service unisce la cittadinanza attiva, l'impegno solidale, l'impegno in favore della comunità. Il learning è tutto quello che noi facciamo quotidianamente ogni giorno nelle nostre aule. Con chi abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato con le famiglie, con l'ente locale, con le associazioni e con il territorio in generale rispetto a quella corresponsabilità che è costituzionalmente garantita. I tempi, come potete vedere, sono immagini a noi molto note, quindi 2020, 21, 22. Noi come l'Emilia siamo stati una delle prime regioni ad andare in lockdown il 26 febbraio del 2020, sì. E quindi il progetto si è fermato, ma è continuato lo stesso, perché la didattica a distanza è iniziata immediatamente nella scuola secondaria di primo grado e quindi il progetto ha attraversato tutto il triennio, come potete vedere, dal lockdown, poi alle zone a colore e finalmente il decreto di riapertura che è arrivato dal 1° aprile. L'idea: percorso culturale da seguire alla scoperta della cittadina di Sant'Ippolito. Che cosa abbiamo realizzato? 2 cose. Una all'interno, quindi dentro la scuola, quindi all'interno della scuola c'è un giardino, l'abbiamo riqualificato grazie all'amministrazione e poi abbiamo creato un vero e proprio parco letterario, adesso vi faremo vedere le foto. Fuori dalla scuola, quindi oltre il cancello, abbiamo realizzato un urban virtual trekking. Gli alunni sono stati i protagonisti di tutte le fasi che adesso la professoressa Peverieri vi andrà a raccontare. Sono stati loro gli artefici del progetto che poi è stato mandato al comune e il comune ha realizzato. Le competenze acquisite, come potete vedere, sono tante, di tantissime differenti, disciplinari, civiche, sociali, digitali. Queste ci hanno permesso di garantire agli studenti, comunque in ogni caso, di relazionarsi fra di loro. Sicuramente quest'anno però è stato un anno importante, l'anno scolastico che è appena finito, perché grazie al PON, apprendimento e socialità, che penso che tanti di noi hanno messo in campo, abbiamo realizzato ben 2 moduli PON, uno proprio service learning e uno l'attuazione digitale a questo nostro progetto, affinché gli studenti stessero più tempo a scuola. Quindi gli abbiamo garantito 2 giorni a settimana di presenza quotidiana in più, proprio perché è importante essere a scuola, perché la pandemia ci ha fatto capire quant'è importante essere insieme. Gli ambienti di apprendimento, quindi è un ambiente diffuso, è stato dentro ed è stato fuori, quindi nelle nostre immagini considerate nel cancello, quindi quello che è scuola, e fuori il cancello nella cittadina, e ovviamente centro storico, cortile della scuola e le aule che sono state aule e laboratorio al tempo stesso. Quindi vedete l'immagine che abbiamo messo, i ragazzi che stanno per uscire. E adesso la professoressa vi spiega che cosa abbiamo realizzato. Buongiorno a tutti, sono la docente di tecnologia della scuola secondaria. Forse la dirigente non ha, detto bene che cos'è Sant'Ippolito. È un piccolo comune collinare nell'entroterra pesarese, fa 1000 abitanti sì e no. C'è come servizi abbastanza scarsi, c'è solamente una piccola posta e la scuola è un po' il cuore pulsante, un pochino dismessa era considerata prima dell'intervento di riqualificazione che abbiamo pensato. Allora, grazie anche al contributo iniziale e alla volontà di aderire a questo service learning della collega di lettere, che purtroppo non è potuta venire, Morena Federici, abbiamo chiesto a loro di ripensare in piccolo quello che poteva avvenire nel cortile della scuola, che era un cortile piuttosto dismesso, dove c'erano delle sculture, perché Sant'Ippolito è il paese degli scalpellini, delle sculture dismesse, e abbiamo chiesto loro di ripensare gli spazi. Quindi lavorando con i bambini abbiamo pensato di fare il giardino delle lettere, cioè di adibire gli spazi all'aperto, inserendo dei pannelli
con dei disegni realizzati dai ragazzi sia della scuola primaria, quindi in continuità, che della scuola secondaria, e realizzando dei componimenti o rimandando a dei componimenti poetici del Carducci, del Pascoli, di Alighieri, facendo delle opere d'arte effettivamente poi che sono state realizzate poi nel parco letterario. E all'interno di queste le hanno localizzate, poi hanno scelto di inserire non solo questi pannelli ma anche dei tavolini ricreativi, quindi delle panchine, degli spazi per viverlo di più, questo giardino che poteva diventare in qualche modo il parco di questo piccolo paese. Quindi i ragazzi hanno iniziato a lavorarci, hanno sia portato avanti la parte letteraria chiaramente che quella artistica. Questo era come si presentava prima, c'era anche una fontana dismessa, sempre richiamata a questi scalpellini, c'era umidità di risalita alla parete, era abbastanza messo trascurato, non era messo malissimo, però piuttosto trascurato. Quindi i ragazzi hanno iniziato, ecco, dopo anche con tecnologia abbiamo fatto un po' di collocazione proprio mirata in scala, lavorando con chiaramente Google Maps, riprodotto poi dai ragazzi, di dove posizionare questi pannelli e dove mettere poi i punti ricreativi. Sono andati avanti, il Comune ha accolto di buon grado l'iniziativa, ci ha messo fondamentalmente delle risorse economiche e ha realizzato effettivamente gran parte dei lavori, ha smantellato queste statue che erano praticamente inutilizzate, adesso sono andate a finire come dei centri nelle rotatorie della città del paese, ha rifatto tutto il muro perimetrale che aveva problemi di umidità di risalita e poi ha creato queste aiuole con le erbe aromatiche perché i ragazzini avevano proprio chiesto questo. Sulla fontana è stata ricreata anche lì un'aiuola molto carina perché la fontana era chiusa da anni, ormai era in mezzo stagno, anche pericoloso per loro. E questa è stata la prima parte e poi sempre non ci siamo fermati perché abbiamo pensato di arricchire questo percorso. Ad ogni cartello posizionato appunto con i disegni dei ragazzi, questo nella fase precedente, è stato posizionato un QR code dove digitando appunto, inquadrando il QR code partiva una spiegazione del componimento letterario con la base musicale realizzata sempre dai ragazzi, quindi hanno usato Clipchamp per modellare l'audio e i video a scorrimento e The QR Code Generator, adesso giusto per darvi dei riferimenti che forse qualcuno conosce. E sempre andando avanti, adesso andiamo avanti ma io sono ancora alla fase 3, sempre andando avanti abbiamo portato il progetto oltre al confine del recinto scolastico e quindi nel progetto PON, che è la parte che ho curato più da vicino io, abbiamo preso in carico le principali attrazioni turistiche di questo borgo. Diciamo che la percorrenza a piedi sono 500 metri, quindi siamo usciti a piedi a vedere le bellezze architettoniche. In particolare ci sono stati segnalati con la collaborazione della Proloco locale gli edifici di interesse storico, quindi l'abbiamo presi, fotografati, rappresentati da vicino, anche con l'ausilio del drone che poi ci è arrivato con i fondi che la scuola ha preso. E quindi abbiamo ricreato questo e anche di questo abbiamo fatto la storia e il rimando al QR code. Questo materiale poi è stato dato gratuitamente al Comune che farà poi dei piccoli pannelli da posizionare di fronte alle opere d'arte. Io non ci ho voluto mettere troppo mano perché secondo me i ragazzi devono apprendere da soli, cioè gli dai uno spunto e da soli vanno avanti. Alla fine è finita pure che loro pure mi davano degli input per imparare, questo si potrebbe fare così. Chiaramente poi alla fine sul fattore estetico un minimo di quid ce lo metti anche tu, però il lavoro è loro completamente, loro hanno fatto gli audio, loro hanno fatto le basi musicali, loro l'hanno montati, è stato un lavoro lungo devo dire, però siamo riusciti a farlo entrare
in 2 PON. E questo è stata, diciamo, un po' una sfida. Si è corso alla fine, però i ragazzi si sono divertiti perché siamo anche usciti, siamo andati a vedere proprio fisicamente queste opere che, come vi ho detto, in meno di 1 chilometro si raggiungeva tutto a piedi, l'abbiamo fotografati, si sono appassionati alla storia, è anche un modo per farli restare nel territorio, perché da noi c'è una grossa tendenza poi alle scuole superiori di non far più rientro al paesino, e questo un po' è un dispiacere per il rientroterra, soprattutto della nostra regione. E quindi noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro e mi auguro, insomma, di vedere affissi poi tra qualche mese questi QR code sul Virtual Urban Track. Di sicuro c'è che il parco effettivamente è stato realizzato ed è stato inaugurato quest'anno. Allora vi facciamo vedere che cosa abbiamo realizzato. Allora, questo era il 3 giugno, alla presenza delle autorità locali. Tutti i bambini della scuola primaria e tutti i ragazzi della scuola secondaria ovviamente hanno assistito alla realizzazione del loro progetto. Il sindaco, l'assessore dell'altro comune di riferimento, le professoresse Carla Peverieri che si è occupata della parte informatica e la professoressa Federici che si è occupata proprio del service learning e del parco letterario, che ha fatto da trade union fra la scuola primaria e la scuola secondaria rispetto a quei disegni che avete visto all'inizio, e finalmente il taglio del nastro, che è costato impegno e sacrificio da parte di tutti, perché tutti ci abbiamo creduto veramente. Il giardino adesso è così, quindi rispetto a prima comunque dal punto di vista del degrado c'è stato un netto miglioramento al centro di questa cittadina. Le erbe, ovviamente il comune durante l'estate ha mandato ad innaffiare queste piante e durante il mese adesso di ottobre pianterà degli alberi durante la giornata della festa dell'albero. Abbiamo un blog e i ragazzi il giorno stesso, quindi il 3 giugno pomeriggio, hanno scritto tutte le loro impressioni e questo è il blog che hanno pubblicato. Oggi che cos'è questo luogo? Che cos'è stato durante quest'estate? Ha accolto la recita di fine anno di un altro progetto PON che abbiamo realizzato con la scuola primaria e ha ospitato la settimana scorsa la presentazione di un cortometraggio Pupo di gesso proprio sull'esperienza dello scalpellino a Sant'Ippolito da parte della Proloco. Quindi è diventato, e ci sono state anche delle presentazioni di libri nel mese di luglio, è diventato il cuore culturale della cittadina. Vi faccio vedere che cosa abbiamo realizzato. Quindi arriva un turista, viene a scuola, inizia e guarda che cosa i ragazzi hanno pensato rispetto alle opere letterarie. Come docente di lettere è stato fondamentale per noi mettere in evidenza che esiste una cultura. Noi siamo vicino alla casa di Leopardi, siamo vicino alla casa di Pascoli, quindi dovevamo dare un senso a quella che era l'identità letteraria fondamentale che tutto il mondo ci riconosce. E questo è come i ragazzi l'hanno ascoltata e l'hanno vista. Però non si sente. Tratto da Silvia di Giacomo Leopardi, aprile 1828. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti. Il poeta ritorna con la memoria agli anni della sua giovinezza. Silvia, nella realtà teresa Fattorini, è scomparsa, esiste solo nella mente del poeta ed è oramai diventata una figura simbolica del passato felice, del tempo della vita in cui la speranza nel futuro è viva e luminosa. Silvia rappresenta la gioventù, gli anni in cui il futuro appare pieno di promesse e di ore liete, le cui illusioni purtroppo diverranno tristezza e delusione con il passare dell'età adulta. Quindi abbiamo letto l'opera, l'abbiamo analizzata, l'abbiamo pensata, abbiamo scritto la recensione, i ragazzi col docente di musica hanno musicato le basi e poi abbiamo creato questo. Invece questo è rispetto all'uscire fuori dal cancello e darci alla città. Sono i ragazzi, queste sono delle riprese dall'alto e poi per ogni QR code che verrà adesso posizionato all'interno della città c'è una spiegazione simile a quella che abbiamo vista del pannello letterario. Per noi rappresenta un'emozione perché è un progetto che ha attraversato questa terribile esperienza che abbiamo vissuto tutti,
però è stato fondamentale. Uno, perché da parte mia, che ero neodirigente nel 2019, ha permesso di entrare subito in sintonia con i docenti, una classe docente della scuola media che comunque permette una fascia d'età fra i 45 e i 50 anni, quindi nell'intento era comune tra dirigenti e docenti, e questo è stato molto importante. E due, perché l'amministrazione ha creduto in quello che noi abbiamo chiesto, nel progetto che gli abbiamo inviato da parte dei ragazzi della scuola di Sant'Ippolito, e non è da parte di tutti, non credete. E poi, ovviamente, che cosa diventerà questo luogo a partire da settembre? Che cosa potrebbe diventare? Quindi continuare ad applicare ovviamente per noi come scuola la realtà aumentata alle varie discipline, ai vari progetti differenti, continuare a promuovere il percorso culturale che abbiamo adesso avviato con l'adesione alle giornate FAI con i Ciceroni per un giorno, quella che si fa nel mese di marzo, e poi utilizzare il nuovo spazio riqualificato per altre esperienze. Il Comune la settimana prossima finirà di mettere le panche che abbiamo chiesto, proprio perché diventerà anche luogo di un'aula diffusa all'interno dell'ambiente della circostante alla cittadina. Quindi veramente siamo molto molto contenti. E questo è Sant'Ippolito. Noi vi aspettiamo ovviamente per venirci a visitare e vedere che cosa abbiamo realizzato. E la finalità che nel PTOF ci eravamo dati nel 2019 per una scuola che contribuisca a formare persone responsabili nel pieno rispetto e sviluppo delle proprie potenzialità. Quindi penso che sia una finalità alta. Vi ringrazio a nome mio, a nome della professoressa Peverieri, a nome della professoressa Federici che non c'è e ovviamente dalla dirigente nuova. Grazie. Abbiamo forse del tempo per delle domande, se ci sono. Si coglie proprio che è un progetto eminentemente civico, si coglie proprio questa grande sinergia, questa cooperazione tra comunità educante, scuola e amministrazione locale, quindi è proprio molto emozionante. Ci sono richieste di chiarimenti, osservazioni, qualcosa da... Bene, prego. Grazie. Allora, intanto complimenti anche al lavoro precedente. Quello che colgo è veramente che queste esperienze, no? Noi le pensiamo come dirigenti scolastici, mi rivolgo adesso alla collega, però insomma tutti i docenti, le pensiamo nel nostro territorio. E quello che vorrei dire è che in realtà esportare l'esperienza è un termine che non mi piace, è un po' commerciale. E mi piace di più l'idea dell'ibridazione o l'idea comunque della contaminazione, dell'eclettismo, no? È anche. vero, perché deve essere trasformativa la nostra azione, quindi quello che la collega, i colleghi prima, anche la collega, sono riusciti a fare con i collegi docenti e con la collaborazione ovviamente del territorio è una cosa straordinaria. In modo particolare mi colpisce il fatto che siamo riusciti, che siete riusciti a cogliere la specificità, e quello dà la chiave dell'unicità poi delle esperienze, e che permette però agli altri di dire all'interno del mio contesto, all'interno del mio collegio docenti, con le risorse e le potenzialità che ho, che cosa posso mettere in campo per raggiungere delle finalità simili. Questo trovo che sia all'interno di questo primo, diciamo, questa prima tranche un dato veramente da sottolineare. Grazie infinite. Grazie. Altre domande? Prego. Più che una domanda è una constatazione. Sia il progetto della collega prima di Reggio Emilia che il progetto della collega che ha appena illustrato sottolineano la scuola che si trasforma in aula decentrata, no? Ormai è un concetto che per noi è conosciuto ormai da tanti decenni, ma che in alcuni territori stenta ancora a decollare, e quello è il mio territorio, perché quello che io prima sottolineavo, l'ho fatto in pochi minuti perché non volevo togliere spazio alla presentazione squisitamente didattico-metodologica del progetto, è che noi muoviamo questi passi a partire da settembre di quest'anno, perché siamo stati profondamente lasciati soli. Questo io lo dico e me ne assumo ovviamente la responsabilità in toto. Quello che noi abbiamo realizzato è stato un qualcosa che è rimasto nel chiuso della nostra scuola. L'amministrazione non sapeva nulla, non sa che noi abbiamo dal prossimo anno 9 classi 4.0, e ricordo che
col PNRR si va in questa direzione. Noi siamo partiti subito dopo la pandemia nel 2020, quindi avere qui, io lo sottolineo, l'amministrazione presente per la prima volta è un'amministrazione che ha preso le redini della città solamente a giugno, significa proseguire verso la strada che voi avete abbondantemente tracciato già da anni, e di questo io vi ringrazio, perché lui ha sentito e quindi io me ne vado molto contenta. Grazie. Bene, grazie. Allora, la prossima esperienza che andiamo a presentare arriva dall'Emilia Romagna, quindi torniamo in Emilia Romagna, quarto circolo didattico di Piacenza, dalla classe all'orchestra. Ed è un'esperienza caratterizzante per l'intercultura, dove arte e musica sono esperienze sociali e solidari, lo vedremo. L'unica preghiera che faccio ai colleghi è quella di rispettare i tempi, quindi lì abbiamo un monitor, quindi con un timer, anzi con dove è possibile vedere il tempo a disposizione, e dobbiamo cercare di essere sintetici. Grazie. Vediamo se funziona. Bene, grazie a tutti, grazie per questa opportunità. Allora, noi siamo il quarto circolo didattico di Piacenza. Siamo una scuola che si trova dentro la città, nel quartiere 3 e 4, e sono dei quartieri diciamo ad alta densità di immigrazione. Sono quartieri di edilizia popolare, negli anni 70 sono stati meta di immigrazioni soprattutto dalle regioni del sud, e dagli anni 80 immigrazione di tipo extracomunitario. Quindi, certo, va bene. Allora, dicevo, questa è una delle nostre scuole. Noi abbiamo 4 scuole dell'infanzia e 3 scuole primarie. Questa è la scuola Caduti sul Lavoro, questo è uno dei palazzi intorno alla scuola. In realtà negli ultimi 10 anni il quartiere comincia a vivere una trasformazione urbanistica anche di tipo qualitativo apprezzabile, per cui ci sono anche degli diciamo interventi con degli edifici di tipo residenziale che ci danno la possibilità intanto di migliorare un po' il contesto al di fuori della scuola, e anche di avere un'utenza un pochino più eterogenea. In ogni caso noi siamo una scuola, Piacenza, molti non lo sanno, ma è dopo Prato la città col più alto numero di alunni con cittadinanza non italiana. Siamo in media intorno al 25%, nella nostra scuola superiamo ormai il 50%, in molte classi ci avviciniamo all'80%. Questo per darvi l'idea di una scuola quindi che è assolutamente multiculturale e multietnica. Quando abbiamo cominciato a pensare a come agire su questo contesto, parlo del 2012, ci siamo trovati in questa realtà. Al momento delle iscrizioni, moltissime nostre famiglie chiedevano di non iscrivere i propri bambini alla scuola Caduti sul Lavoro, perché ormai l'idea era quella del ghetto. Cioè le stesse famiglie di stranieri ci dicevano no, ma noi non vogliamo iscriverci qui perché siamo solo tra di noi. Ecco, quindi ci siamo trovati di fronte a questa difficoltà, e la soluzione non poteva essere semplicemente quella di potenziare, di fare del recupero, di pensare all'italiano e alla matematica, di guardare con un po' di sfiducia ai risultati delle prove invalsi, come potete immaginare, ma abbiamo provato a ragionare in termini creativi e a pensare come in una realtà così complessa e particolare potessimo inserire qualcosa che andasse fuori dall'ordinario, cioè di straordinario. E abbiamo pensato alla musica, intanto perché ovviamente la musica è un linguaggio universale, ma poi anche perché consente,
abbiamo cominciato a studiare, a fare un po' di ricerca e abbiamo scoperto che dagli anni *80 è iniziata una densa attività di ricerca dal punto di vista neuroscientifico sulle potenzialità che la musica offre, soprattutto se diciamo avvicinata, approcciata in tenera età. In particolare consente di potenziare la dimensione cognitiva e quella socio-emotiva, avendo questa straordinaria possibilità di connettere, pare, fino a 7 aree diverse degli emisferi cerebrali. E quindi, siccome purtroppo, come sapete, nella scuola italiana l'esperienza della musica rimane molto residuale e comunque difficilmente consente di avvicinarsi alla pratica strumentale in maniera significativa e praticamente mai nella scuola primaria, abbiamo provato a pensare a un progetto ispirandoci al maestro Abreu. Non so se qualcuno di voi lo conosce, José Antonio Abreu, un grandissima musicista ma anche grande politico del Venezuela, a partire dalla metà degli anni 70 ha ideato questo straordinario progetto, cioè ha portato la musica nei barrios, nei quartieri difficili delle sue città e ha coinvolto fino a 350.000 bambini, offrendo gratuitamente la possibilità di imparare fino a livelli professionistici lo studio della musica. Da qui sono nati grandissimi anche direttori d'orchestra, per esempio Gustavo Dudamel, uno dei più grandi direttori oggi, viene dai barrios e ha partecipato a questo che è diventato il sistema. In Italia questo sistema è stato accolto e portato dal maestro Claudio Abbado, che ha creato questi primi nuclei in Italia. Noi appunto apparteniamo a uno dei nuclei di questo sistema. Questa è la nostra sala di musica. Allora, una caratteristica di questo progetto è che ovviamente deve essere offerto ai bambini. Capite che il contesto delle nostre scuole è quello anche di una situazione economica difficile da parte delle famiglie, quindi la condizione imprescindibile che pone anche Abreu nei suoi progetti è che questo sia offerto gratuitamente a tutte le famiglie. Quindi noi abbiamo cercato nel nostro territorio qualcuno che ci sostenesse in quello che abbiamo cominciato a descrivere come un nostro sogno. E quindi abbiamo cominciato nel 2014 a coinvolgere 3 classi e abbiamo cominciato con i violini e i violoncelli. Non è stata una scelta a caso, perché volevamo che il segno fosse molto forte, cioè non ci interessava strimpellare un po' la chitarra, fargli suonare un po' il flauto dolce, ma abbiamo pensato da subito che dovesse essere un segno di musica colta e l'abbiamo pensato mettendolo al centro del nostro curriculum, lavorando in maniera interdisciplinare con mappe mentali per connettere tutte le discipline attorno a questa esperienza. D'altra parte la musica si connette perfettamente subito, ovviamente, con il ritmo, al movimento, all'area motoria, ma moltissimo all'area logico-matematica, ovviamente all'area espressiva. Quindi è stato abbastanza facile lavorare dentro al curriculum mettendo la musica al centro. A questo punto abbiamo cominciato a sfruttare tutte le occasioni che anche i vari bandi ci consentivano. Questo per esempio è l'estate 2021, piano estate del nostro Ministero, i PON e le risorse che ci sono arrivate le abbiamo inserite in questa pratica che noi avevamo. Siamo un circolo didattico, quindi non avevamo risorse interne da poter usare a prestito dalla scuola secondaria, per esempio insegnanti di musica, e quindi abbiamo comunque dovuto rivolgerci. Noi abbiamo un conservatorio di musica che sforna ogni anno, diciamo, diplomati in musica, e abbiamo cominciato a rivolgerci a questi giovani che lavorano con noi come esperti. Ci siamo trovati di fronte a qualche difficoltà, molte dal punto di vista organizzativo, superato il tema delle risorse, che continua a essere difficile, ovviamente. Abbiamo passato ogni anno, terminavamo il progetto non sapendo se potevamo continuarlo per una questione di risorse e di finanziamento. E comunque siamo riusciti dal 2014 a portarlo avanti e a farlo crescere gradualmente. Ci è venuto in aiuto a un certo punto. Noi abbiamo in Emilia-Romagna una legge regionale per l'apprendimento della musica che sostiene laboratori musicali appoggiandoci al terzo settore in orario extrascolastico, quindi
al di là delle classi che fanno orchestra al mattino, 2 ore settimanali in orario scolastico, abbiamo cominciato anche ad aprire laboratori orchestrali al sabato mattina, aprendo la scuola per quei bambini che volessero avvicinarsi a questa pratica, grazie alla legge regionale dell'Emilia-Romagna. In questo modo abbiamo poi gradualmente inserito anche i fiati, quindi clarinetti, sassofono e flauto, abbiamo inserito anche le percussioni e abbiamo cominciato a costituire una vera e propria orchestra. L'orchestra è veramente un laboratorio di cittadinanza democratica, perché i bambini nell'ascolto reciproco, nel ispirarsi alla bellezza del suonare insieme, trovano il modo di aiutarsi a vicenda, di sostenersi, e gradualmente abbiamo cominciato a lavorare ponendoci come obiettivo le competenze trasversali e lo sviluppo della personalità. E quindi, per esempio, abbiamo cominciato a lavorare sull'autonomia e la responsabilità. Dentro all'orchestra ci sono codificati una serie di incarichi che a rotazione i bambini assumono. C'è chi è ispettore, c'è chi è sindacalista. Ci siamo ispirati al funzionamento di una vera orchestra di professionisti. Il sindacalista è colui che contratta col direttore d'orchestra i compiti, cioè l'impegno di studio, la lettura delle parti, e quindi ci sono poi i responsabili delle parti, ma ci sono anche i responsabili dei leggii, perché l'orchestra richiede un enorme lavoro organizzativo, oppure quelli che aiutano i maestri nell'accordatura degli strumenti, quindi tantissime sono le modalità in cui i ragazzi possono spendersi. C'è il segretario dell'orchestra, no? Quindi abbiamo codificato i ruoli con degli indicatori e con delle rubriche poi che noi possiamo andare a considerare per la valutazione. Adesso comincio a farvi vedere qualcosa, in particolare questo è il video complessivo finale dell'esperienza di questi laboratori estivi del 2021. Si vede qua. Sono dei suoni che possono rappresentare diverse emozioni, come alcune canzoni rappresentano la felicità, alcune la rabbia, alcune la tristezza e altre cose. Sono emozioni in forma di note e suoni. Emozioni perché è bello suonare. È un'emozione grandissima. È l'ispirazione per ogni cosa che faccio. È armonia. È tutto perché è bellissima. Cos'è per te la musica? L'amore.
abbiamo dovuto fare anche un lavoro di formazione con i docenti, con i ragazzi musicisti, perché i musicisti che escono dal conservatorio non hanno, come potete immaginare, una formazione di tipo pedagogico e sono abituati anche, perché questo avviene nei conservatori, a una formazione di tipo individuale, mentre noi utilizziamo ovviamente un approccio metodologico ribaltato, cioè musica in contesti collettivi sempre. E per cui i bambini hanno in mano lo strumento da subito, non è pensabile che c'è prima un approccio di tipo teorico, quindi imparano il linguaggio musicale in modo naturale. Per questo utilizziamo il metodo Kodali, per esempio, quindi Kodali in Ungheria ha codificato questo approccio di tipo naturale all'apprendimento della musica, quindi c'è tutta una parte durante le lezioni in cui la prima parte è sulla vocalità e l'apprendimento del linguaggio musicale, una seconda parte è dedicata allo studio tecnico e ad esercizi sullo strumento, un'ulteriore parte è dedicata all'improvvisazione e abbiamo poi recentemente introdotto dall'anno scorso con potenzialità straordinarie anche la parte creativa della composizione, cioè i bambini cominciano a costruire dei piccoli brani musicali attraverso appunto la composizione libera, che poi sommano e siamo arrivati poi anche a una fiaba musicale costruita appunto dagli stessi bambini, sia per la parte narrativa che per la parte musicale. Adesso vi facciamo sentire anche le voci di alcuni bambini a cui abbiamo chiesto appunto che cosa ha dato loro questa esperienza. Considerate che ovviamente, a differenza dei conservatori, la nostra obiettivo non è certo quella di sviluppare l'eccellenza musicale, quindi il nostro è un obiettivo di tipo formativo globale. È vero anche che però sono emersi anche dei talenti musicali, per cui negli anni qualcuno dei nostri bambini è anche poi stato preso all'interno del conservatorio. Cioè non ci sono i link. Di Piacenza in Italia parlo italiano, inglese e di musica dello stare insieme, per di me musica la per musica è condividere e di musica per crescere. Siamo una vera squadra e questo i bambini lo percepiscono. Sono Paolo Costanzo e sono violinista e insegnante di violino e lavoro nel Cosmos e faccio sia lezioni individuali che... Vivo a Piacenza in Italia, parlo l'italiano, l'inglese e un po' lo spagnolo. Suono il violino. Per me la musica è un altro mondo dove mi rifugio quando mi sento sola. Suonando ho imparato a non arrendermi e non avere più paura di sbagliare. In futuro voglio fare la cantante. Chronicle Shastas faccio Mi chiamo Jovan, ho 9 anni, frequento la scuola Caduti sul Lavoro. Le mie origini sono macedoni, però sono nata a Piacenza e vivo qua. Io parlo 2 lingue, il macedone e l'italiano. La lingua che parlo meglio è il macedone perché la parlo a casa. Io suono il violoncello da 4 anni e mi piace tantissimo perché fa dei suoni profondi. Suonando ho imparato molti brani e che era necessario rispettare i tempi. Grazie alla musica ho imparato a essere un po' più tollerante e da grande mi piacerebbe essere un calciatore perché sono astuto e veloce e mi reputo bravo a palleggiare. Quella che vedete dietro è la nostra sala di musica, nel senso che con l'aiuto del comune l'abbiamo insonorizzata, l'abbiamo attrezzata in modo da poter
apprendere poi gli strumenti. Ci sono tutta una serie di aspetti, per esempio, che anche io stessa non conoscevo, i violini e i violoncelli ci sono anche per bambini piccoli, ma se qui c'è qualche musicista lo sa, hanno dimensioni diverse, quindi c'è 1/4, 2/4, 3/4 e quindi devono essere cambiati perché i bambini crescono, quando hanno 6 anni bisogna dargli un violino piccolo piccolo e poi man mano bisogna farlo crescere. Ogni bambino ha un'etichetta sul proprio strumento e questa è un'altra esperienza molto educativa, cioè avere cura dell'oggetto. No? Quindi in una società in cui si tende al consumismo, allo sprecare, ecco, questo ci serve molto per educare all'attenzione anche all'oggetto, no? Quindi trovarsi un violino, un violoncello di cui avere cura è qualcosa di non ordinario nella vita di questi bambini. I bambini che vogliono possono anche portarlo a casa, quindi è una scelta, perché noi non chiediamo a loro di studiare, noi non vogliamo che diventi uno studio ulteriore rispetto a quello che loro fanno, a noi interessa che l'esperienza la vivano all'interno della scuola. Però chi vuole, perché si appassiona, può anche portarlo a casa, no? E quindi in questi tipi di famiglie noi abbiamo un'immigrazione dall'est Europa tantissima, dal Maghreb e quindi dall'Africa settentrionale, e devo dire che anche questo sulle famiglie ha avuto un impatto notevolissimo, perché ha fatto sì che si creasse uno scopo comune, no? Quando ci sono i concerti all'esterno della scuola i genitori ci aiutano, ci supportano, ci aiutano a trasportare gli strumenti, le GI, e quindi si trovano a lavorare insieme per uno scopo appunto specifico. Ovviamente è un grandissimo laboratorio di inclusione. La nostra è una scuola, tra l'altro, che oltre ad avere questa caratteristica multiculturale è una scuola che ospita complessivamente più di 90 bambini con disabilità, e quindi abbiamo una cosa come circa 70 insegnanti di sostegno. Questo vuol dire che gli insegnanti di sostegno, per esempio, imparano lo strumento insieme ai bambini che devono affiancare. Questa è un'altra esperienza molto ricca. Questo ci ha anche consentito di uscire dalla scuola e di far vivere a questi bambini le occasioni di andare in posti meravigliosi, cioè nei cosiddetti quartieri alti, dove ci sono le sale da concerto. Questo è un bellissimo salone degli arazzi preziosissimi che noi abbiamo nella città e che ci ospita per fare i concerti di fine anno. Ecco, questa è dove anche appunto le nostre famiglie possono accedere per poter venire alle nostre manifestazioni. E ci ha ospitato il salone grande del Conservatorio di Musica, e siamo saliti sul palco e i nostri bambini hanno potuto suonare pure lì, dove c'è questo organo magnifico che li ha veramente, insomma. Quindi questo è un compito di realtà che sostiene moltissimo l'aspetto emotivo, l'autostima, l'idea appunto, e le maestre rilevano sempre questa specie di miracolo, per cui sono sempre preoccupatissimi prima di un'esibizione perché sembra che non venga mai niente, e poi mi dicono quando sono lì sul palco si crea come una magia per cui la loro attenzione si moltiplica e si potenzia, no? Sono sempre attentissimi e sono capaci di dare il meglio di sé. Mi chiamo Vladimir Morelli, vivo a Piacenza ma sono nata in Russia. Parlo 2 lingue, inglese e italiano. Suono il clarinetto. Per me la musica è come una porta aperta. Ho imparato che non puoi ottenere nulla senza praticare. In futuro vorrei essere uno youtuber e un gelataio. Andiamo avanti allora, perché mi dicono che non riesco a farli vedere tutti, quindi andiamo a... Vi volevo far sentire però la voce di una maestra. No, torna sul PDF. Volevo farvi, qua siamo invece a teatro, questo è il teatro municipale, scorrili un po' velocemente. E questo è uno spettacolo che noi facciamo annualmente al Teatro Municipale che si chiama Bambini all'Opera, perché col conservatorio lavoriamo anche con gli studenti cantanti lirici con cui i bambini cantano le principali e più famose arie, e qua siamo sul palco. Questo è il Teatro Municipale gremito di altri bambini che vengono a vedere. Andiamo velocemente, questa è la piazza principale della città. E volevo farvi sentire appunto qui un insegnante, un'esperienza breve, e poi volevo farvi vedere l'ultimo video. Prego.
Mi chiamo Tiziana Perini e sono nata a Piacenza e vivo a Piacenza in Italia. Oggi ho 50 anni e da più di 25 anni insegno italiano, storia e geografia. Adesso insegno in una classe quarta e i miei bambini hanno circa 9 anni e partecipano al progetto dell'orchestra. È bellissimo insegnare a leggere ad un bambino perché è come fare un piccolo miracolo che gli apre una porta al mondo e gli cambia la vita per sempre. È soprattutto con la musica che riesco a coinvolgere tutti i bambini, anche quelli con difficoltà. Anzi, sono proprio i bambini con delle difficoltà che vengono valorizzati con la musica, perché trovano un canale di comunicazione e di espressione diverso. Quando cantano o suonano uno strumento musicale, sento che stanno imparando qualcosa di molto importante, perché imparano che per arrivare ad una cosa bella devono fare fatica, imparano a stringere i denti quando non riesce tutto bene e subito, e imparano a non aver paura di provarci. Insomma, la musica penso che sia un bel regalo nella vita di un bambino. E io, prima di diventare insegnante di italiano, mi sono diplomata in conservatorio in violoncello nel Giurassico, e quando vedo i miei bambini e sento la loro emozione mi torna una gran voglia di suonare. Saluto tutti, posso farlo vedere? Grazie. Allora, grazie, mi è stato dato l'ok. Allora, queste sono le nostre famiglie, scusate, ve le faccio vedere un attimo, torna su, così torna, ecco, queste sono le famiglie nel giardino della scuola, così vedete che tipo di famiglia abbiamo. Andiamo avanti. Allora, questo è un momento, poi stasera alla cena avremo modo, vi farò vedere una parte più lunga. Questa è l'esperienza che facciamo appunto con il conservatorio in giro per le città, si chiama A spasso con le arie. Con questo vi saluto, grazie. Grazie.
Bene, grazie, e adesso lasciamo spazio alla successiva esperienza dal Veneto, quindi la Fondazione Giovanni Paolo I, Scuola Primaria e Secondaria San Domenico Savio di Mira, Venezia. Il titolo è Sei fuori, spazi flessibili per le scuole del nuovo mondo, quindi anche qui parleremo di didattica outdoor. Grazie. Uno sforzo di fantasia. Immaginate un insegnante alla prima supplenza, trepidante, aspetta quella chiamata. Suona il telefono, è gennaio, è freddo, e dicono ti aspettiamo. Allora guarda fuori e vede che nevica, caspita, già una classe da conoscere, da fare innamorare di te, e c'è pure la neve, e tu non hai la macchina, e tu arrivi in bicicletta. E la bicicletta vola per Bologna sgommando da tutte le parti. E il cuore batte, è forte l'emozione, perché è la tua prima supplenza. Arrivi praticamente con il cuore trepidante, salti i gradini e sali, il bidello ti fa cenno, entri e la classe è fuori di testa. C'è gente da tutte le parti, sopra i banchi, sotto, dappertutto, alle finestre, e siccome c'è la neve, la finestra è aperta e i ragazzi si allungano fuori. E tu dici, ragazzi? Niente. Ragazzi? Niente. E loro dicono, ci lasci andare fuori? Tenete questa suggestione e al termine di questo tempo che mi è dato vi racconterò il finale. Sono Stefania Nicoli, sono la preside della Fondazione Giovanni Paolo I di Venezia, un istituto paritario che raccoglie la scuola primaria e secondaria San Domenico Savio e la scuola dell'infanzia e primaria San Pio X, a Mira, nella riviera del Brenta. Quando sono arrivata dal Trentino non conoscevo la riviera, o meglio la conoscevo dai giornali, e penso che anche voi immaginerete che pensieri avevo. E invece mi sarei innamorata di una scuola che aveva tanto da dare. Il progetto di cui vi parlo si intitola Sei fuori, spazi flessibili per scuole di un nuovo mondo. E quel codice ve lo racconta, perché per il tempo che mi è dato vi darò solo qualche suggestione, ma se potete tirate sul cellulare, fate la fotografia così avrete il tempo di scoprirlo meglio con calma e magari per portare un po' di nuovo mondo anche altrove. Allora, qualche dato. 5.000 metri quadri di spazio attorno alla scuola, un investimento di più di 100.000 euro, un coinvolgimento di 1.200 persone. Ma non era una piccola scuoletta paritaria? Sì, e allora com'è possibile? Forse è possibile per tutti, non ci sono prerequisiti, solo un cuore appassionato e tante idee. Questo è il brainstorming dei docenti quando abbiamo proposto l'idea.
L'alba del progetto nasce prima della pandemia, quando avevamo semplicemente un progetto minimale. Uno scivolo, un'altalena, un po' rovinati. Iniziamo a fare una serie di mercatini di Natale finché non abbiamo raccolto i soldi e lo cambiamo. Piano A. E poi la pandemia. E durante la pandemia, chiusi in casa, iniziamo a dire: forse non dovremmo pensare solo al nostro pezzettino dentro le mura della scuola, dovremmo pensare in grande. Ma in grande dove? Nel comune di Mira, precisamente nella frazione di Oriago, dove si trova la San Domenico Savio, c'erano dei piccoli parchi, ma no. Cosa c'era? C'era il Camp del Prete. C'era uno spazio sterrato dove all'inizio del Novecento, perché la scuola ha 100 anni, quando i bambini giocavano trovavano ossa, perché era un cimitero, era proprio il Camp del Prete. Avevamo questo. E iniziamo a dire: forse dovremo usare, forse dovremo aprire quello che normalmente è il parcheggio che viene usato per i funerali, che è adiacente alla scuola, a tutto il territorio. Forse dovremmo prendere spunto da Reggio Emilia. E abbiamo detto: possiamo farlo. Lo abbiamo fatto su 3 assi: l'asse della ricerca, l'asse della rete e quello dell'unicum. Ve lo racconto? Abbiamo studiato tanto. Siamo partiti dall'Indire, il modello 1+4, che parla di spazi flessibili ma li applica al dentro. E abbiamo detto: noi lo faremo sul fuori. Noi faremo una scuola speculare a quella di Paretti, una stanza senza pareti, con tappeti di fragole. Abbiamo studiato i modelli del Nord Europa, abbiamo studiato gli asili nel bosco e abbiamo cercato di pensare a una scuola che rendesse i bambini e i ragazzi liberi. Siamo una scuola paritaria, rispondiamo agli standard del Ministero, quindi non possiamo fare outdoor education pura. Non possiamo vendere una cosa che non possiamo dare, ma possiamo fare, come dice Monica Guerra, outdoor learning, usare il fuori come un'aula, con l'obiettivo di non generare apprendimento, ma contesti che facciano scattare l'apprendimento. E queste fotografie sono quelle del Camp del Prete, diventato Parco del Sorriso. Il secondo punto, insieme a quello della ricerca, è quello della rete. Una scuola piccola non può farcela da sola. E non è solo la somma delle parti. Io dico sempre 1 + 1 fa 3, perché fa più della somma delle parti. E quindi abbiamo fatto una ricerca di contatti caldi. Abbiamo cercato di appassionare, di contagiare di bene, perché l'esperienza sognata su un foglio durante le giornate chiusi in casa diventassero realtà, perché quei post-it rosa dei docenti diventassero da sogno concreto progetto. E abbiamo messo insieme tutti, andando per prossimità, per passione, contagiandoli del bene dell'idea. Abbiamo contagiato il sindaco che ha creduto nel progetto, abbiamo coinvolto le famiglie, i docenti, il parroco. Sono andata in consiglio pastorale a proporre la cosa, mi ricordo, in una riunione virtuale, e mi hanno detto: ma non abbiamo la liquidità, parlate di noi, ci basterà. Abbiamo coinvolto degli artisti perché volevamo delle cose che non esistono, volevamo far sognare. Abbiamo trovato un artista che ha realizzato delle cose che vedrete allo stand, perché il tempo è tiranno, in resina marina, dipingendo un'isola che non c'è, pirati, sirene, che nessuna ditta produceva. E poi architetti, e poi giardinieri, e poi designer, e poi giornalisti, che hanno aiutato una scuola di 40 docenti a creare un logo,
a comparire sui giornali, a creare, come vedete, le sirene dell'artista, a fare i render, a curare la comunicazione sui social. Abbiamo fatto rete. Nell'allestimento che c'è fuori troverete queste persone che hanno fatto la rete che vi racconteranno l'esperienza, perché l'idea è di prendere il cellulare e ispirarsi e portare questo cambiamento, perché il cambiamento è stato possibile sicuramente perché un presidente del CDA illuminato ha fatto la copertura economica, perché il sindaco ha portato avanti la cosa, ma anche perché dei volontari hanno deciso di aiutarci facendo da custodi il sabato e la domenica perché quello spazio fosse aperto al territorio, fosse per tutti, perché la scuola è per tutti. Il terzo punto era l'unicum, quindi abbiamo detto ricerca, rete, un unicum. Quello che abbiamo cercato di fare era creare una cosa che non c'è, cioè dar voce ai 100 linguaggi, fare sì che questa scuola speculare a quella di Pareti potesse dar voce a chi ha altri talenti, a chi ha un'intelligenza naturalistica, a chi ha un'intelligenza sociale, a chi può prendere spunto guardando un albero, a chi può suonare all'aperto. E quindi abbiamo fatto una cosa così: spazi di atelier, spazi di sport, spazi di meraviglia botanica. E per chi non legge c'è scritto Parco del Sorriso, qui non è vietato cucinare torte di fango, saltare nelle pozzanghere, rotolarsi nell'erba, fare capriole e ruote, seminare nell'orto e annusare gli aromi dell'atelier della biodiversità. Non è vietato osservare le crisalidi sulle piante nutrici del giardino delle farfalle, osservare nidi e raccogliere le ciliegie sull'albero da frutto, recitare e discutere nell'agorà delle storie, ascoltare fiabe e inventarne, osservare le nuvole o le stelle sdraiandosi sul prato, leggere, chiacchierare con gli amici sulle panchine, scoprire e studiare nelle aule a cielo aperto, giocare a calcio, a pallavolo, a basket, ridere a crepapelle e gridare di gioia, godere del silenzio e farsi venire altre buone idee. Ecco cosa abbiamo fatto. Abbiamo riasfaltato creando il campo da pallavolo e da basket, creato dal grande campo da calcio sterrato del campo del prete con 2 grandi porte da calcio come facevano una volta nei patronati, 2 campetti da calcio a 5. Abbiamo creato 3 aule a cielo aperto, ognuna con caratteristiche diverse, sotto i tigli con panche e tavole mobili, sotto i pini con panche e tavoli fissi, una a cielo aperto ma con sedie e leggie dei colori dell'arcobaleno dedicate a una suora che ha cambiato il nostro territorio, che si chiama Suor Armanda e che è stata di ispirazione. Abbiamo creato un'agorà delle storie, perché nella nostra scuola si fanno 3 spettacoli l'anno e il teatro è importante, è scuola di vita, e questo è un'agorà naturale, un'agorà di discussione per insegnare ai ragazzi che questa terra ci è affidata, dobbiamo custodirla e aiutarli a prendere una posizione, a custodire questo mondo si insegna già lì. Abbiamo creato un atelier della biodiversità con i QR code per insegnare quali sono le erbe aromatiche del territorio, le peculiarità del nostro Veneto. Abbiamo creato un orto didattico e un'oasi della meraviglia botanica dove l'insegnante di musica fa dei concerti con l'arpa, mentre i bambini guardano gli alberi che cambiano le stagioni. Abbiamo fatto un giardino delle farfalle con le piante nutrici. I miei figli mi hanno detto: mamma, guarda che sulla Bodleia c'è una farfalla, in seconda elementare. Abbiamo creato un box degli esploratori, dove durante la ricreazione i bambini potessero in autonomia andare a tirare fuori degli oggetti, lenti, visualizzatori, libri. Insomma, abbiamo cercato di creare un parco del sorriso che fosse una palestra di soft skills, che aprisse alla speranza, e grazie a un gruppo di volontari questa speranza non riguarda solo le ore scolastiche, ma grazie a Dino e ad altri della parrocchia viene aperto il sabato e la domenica. Manca ancora qualcosa però, perché a uno dei post-it non siamo riusciti ancora a dare voce.
E questo post-it diceva, provate a pensare al parco che avete visto, che qui manca ancora una cosa. Mancano gli animali. Sì, alcuni docenti mi hanno detto, abbiamo visto esperienze di outdoor education in Africa con anche gli animali. Non l'ho ancora risolta, anche se ho preso contatti con delle persone che fanno ricerca e mi hanno detto parti da una capretta. Non sono ancora riuscita a convincere il CDA, ci lavoriamo. E l'insegnante? E quell'insegnante a cui era stato detto possiamo uscire? Forse non ha avuto il coraggio di portarli fuori. Era la sua prima supplenza. Come l'avrebbero giudicata gli altri? Il bidello? La preside? E se fosse accaduto qualcosa, chi ne avrebbe risposto? O forse quella insegnante è diventata una dirigente scolastica che ha favorito la nascita del Parco del Sorriso. A voi decidere qual è il finale della storia. Vi suggerisco di tenere d'occhio la nostra pagina Facebook perché siamo una scuola vulcano e quindi chissà cosa ne nascerà per il futuro. Se l'abbiamo fatto noi, non godete di questo istante dicendo simpatica, provate a pensare come voi potete raccogliere questo testimone e cambiare il mondo in cui siete, perché questo mondo non richiede più che noi diciamo ci penserà un altro, sta a voi. Esperienza bellissima e ben raccontata. Purtroppo dobbiamo seguire scrupolosamente il cronoprogramma, quindi non abbiamo forse tanto tempo. Riusciamo a fare qualche domanda? Se c'è qualche curiosità, ben volentieri. Ecco, il tempo è un po' tiranno, mi dicono gli organizzatori. Ciao, velocissimi. E solo, innanzitutto, la scuola precedente, se possono riportare al ragazzino macedone che dice che non parlava bene l'italiano, potrebbe fare l'insegnante a tanti. Poi mi sembra di vivere in una realtà virtuale, perché io giovedì, aprendo i social, ho letto alcuni pensatori, ci metto le virgolette, parlare di una scuola di dirigenti scadenti, di professori noiosi e sfaticati, e poi mi trovo qui a Valdobbiadene a vedere una realtà completamente diversa. E colgo una piccola cosa per noi docenti che ho sentito dire ieri nella tavola rotonda meravigliosa che c'è stata. Smettiamola di parlare di segnali e modelli da seguire dalle altre nazioni. Siamo noi il modello. Che si rivolgono a noi a fare scuola le altre nazioni. La penso così. Grazie per questa esperienza che ha condiviso. Bene, forse abbiamo ancora qualche altro minutino da spendere per curiosità, anche se credo che la collega sicuramente sarà disponibile anche individualmente per soddisfare tutte le curiosità che un progetto così bello, così straordinario stimola. No. Bene. Qualche scuola sapere dove abbiamo acquistato i giochi di qualità ma più economici, come ci siamo mossi, noi vorremmo aiutare altri bambini a vivere così, perché nella nostra scuola attualmente su 400 alunni abbiamo un solo caso di ansia scolastica da post-Covid e questo è per questo, perché è una prospettiva di questo tipo che supera l'aula, che può essere un seme positivo di speranza per il futuro. Bene, grazie davvero. La prossima esperienza che andiamo a condividere insieme arriva dalla Liguria, dal Liceo Cornigliano di Genova, 3D School, Inventando si impara, ed è un progetto incentrato su un approccio STEM dove ho trovato nella relazione questa bellissima espressione di artigiani digitali che spero adesso ci sappiano ben spiegare. Grazie.
Allora, non so se in sala con noi c'è qualcuno che sarà impegnato nella relazione nei prossimi giorni o questo pomeriggio, e l'assistente tecnico mi chiede gentilmente se riuscite a consegnare prima il materiale tecnico, così magari se c'è qualche difficoltà viene gestita a priori. Grazie. Sì, prego. Le registrazioni dello scorso anno ci sono, quindi immagino che anche quest'anno si proceda in quella direzione. Grazie. Prego, pronti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Noi rappresentiamo l'Istituto Comprensivo Cornigliano di Genova. Io sono Giorgio Gasparini, insegno tecnologia e siamo tutti e tre colleghi della secondaria di primo grado. Noi abbiamo un plesso solo, il plesso Volta, della secondaria di primo grado. Allora, il nostro progetto 3D School ha, che ovviamente come suggerisce il nome siamo quelli della stampante 3D, ha un sottotitolo significativo, che è Inventando si impara, che è un po' il nucleo della proposta didattica che vi presentiamo insieme ai miei colleghi. E la seconda parola importante, che come mi è stato giustamente richiesto va spiegata, è artigiani digitali. Allora, artigiani digitali è quello che può essere considerata la traduzione italiana per una parola che è un po' intraducibile, che è la parola makers. È una parola che identifica un movimento nato negli Stati Uniti, a cavallo fra gli anni 80 e 90, che ha portato, dal mio punto di vista, nella scuola di modello anglosassone, a una vera e propria rivoluzione, che piano piano, con un po' di fatica, con un po' di dubbi, con un po' anche di scetticismo, sta piano piano facendo il suo ingresso anche nel modello italiano, nella scuola italiana. Giustamente, come diceva il collega, stiamo a parlare di modello, parliamo di scuola italiana. Inventando si impara, aggiungiamoci ancora qualcosa, si impara molto di più, molto meglio se lo si fa insieme ai nostri colleghi, perché impariamo anche noi docenti, e ai nostri compagni. La Bibbia di questo movimento Makers è stato un libro, che ormai è un libro che comincia ad avere qualche annetto sulle spalle, Invent to Learn, che finalmente Indire, che ho sentito citare da tanti per l'esperienza di avanguardie educative, ha curato finalmente l'anno scorso, a cura di Lorenzo Guasti, la traduzione italiana. Dico finalmente perché chiaramente è un libro anche abbastanza complesso, in lingua originale, ad esempio, il sottoscritto non sarebbe stato in grado di apprezzarne tutti i contenuti. Che cosa fanno questi makers? Cosa fanno questi makers? Fanno cose, inventano cose, utilizzando, come ho provato a tradurre in italiano, artigiani digitali, utilizzando le mani, ma considerando che siamo in un mondo digitale. E quindi la potenza di unire le nostre mani con il mondo digitale genera veramente delle opportunità straordinarie. La nostra scuola, abbiamo detto con i colleghi, è un po' una scuola, anzi direi molto simile ai colleghi di Piacenza, tanto per intenderci, quindi periferia a ponente del centro genovese, forte processo migratorio, povertà educative, socio-economiche, dispersione scolastica, tutto quello che in partenza può essere negativo e poi in realtà, come sanno bene i colleghi che lavorano in scuole di questo tipo, poi alla fine è una grande risorsa. Siamo un baluardo all'interno di un territorio disgregato. Abbiamo visto e stavamo riflettendo con i colleghi che rispetto a tante altre esperienze che abbiamo visto, abbiamo veramente tanto lavoro da fare ancora. Siamo ancora all'inizio, davvero, rispetto a tante cose che abbiamo visto qua dentro. Però ci stiamo attrezzando. Se vuoi fare il maker, devi avere un ambiente adatto. Meglio ancora se ne hai due. E poi, soprattutto il mio collega Marco vi spiegherà perché, se ne hai due è meglio. Abbiamo un ambiente
più digitale, abbiamo detto, perché digitale è forte, ma abbiamo un ambiente definito officina, falegnameria, chiamiamola come vogliamo, dove invece si usano più le mani. Abbiamo messo un elenco di cose che abbiamo acquistato negli anni, perché anche lì, se si vanno a cercare, i fondi ci sono, bisogna saperli gestire bene, complicatissimo, segretire e quant'altro, ma si arriva. Perché per questo tipo di attività lo strumento è fondamentale e lo vedrete poi nell'attività che andiamo a presentare. Fondamentale lo spazio e fondamentale avere gli strumenti adatti. Stiamo parlando di ragazzi dagli 11 ai 14 anni, ma facciamogli usare questi strumenti. È un limite da insegnante di tecnologia, e penso anche ai miei colleghi che non insegnano tecnologia, ma lavoriamo costantemente. Cioè veramente è impensabile non fare usare le mani ai nostri ragazzi con tutte le precauzioni del caso, ma devono mettere mano e devono essere protagonisti in quello che realizzano, in quello che inventano, perché inventando si impara, abbiamo detto. Che cos'è quindi 3D School? Che cos'è il progetto che poi nel video verrà spiegato più nel dettaglio? 3D School è un progetto che si fonda sui compiti di realtà, ne abbiamo visti tantissimi, quindi non vi annoio, sviluppo interdisciplinarità, competenze trasversali e poi soprattutto dobbiamo scegliere la scuola alla fine della terza media, speriamo che dia mano a mano ai nostri ragazzi in funzione all'orientamento giusto. Cooperative learning, no? L'abbiamo detto, invento, bellissimo inventare, ma da solo c'è veramente poca soddisfazione. Su questo ci teniamo tanto. Non è la cosa che fa in più il corsetto al pomeriggio, è anche quello, ma lo si fa nelle ore di tecnologia, lo si fa nelle ore di scienze, lo si fa nelle ore di lettere, lo si fa tranquillamente e serve per imparare. E soprattutto, visto che era uno dei temi di questo festival meraviglioso, è una modalità vincente per superare lo schema classe, e superando lo schema classe si supera la lezione frontale, si supera una valutazione veramente fine a se stessa, quindi i numerini che mettiamo sulle pagelline, supera gli stereotipi di genere, una cosa a cui io tengo tantissimo come prof di tecnologia. L'iscrizione alle scuole superiori degli istituti tecnici da parte delle nostre studentesse è sempre troppo basso, lo sappiamo tutti. La filosofia maker ha permesso negli anni, l'abbiamo visto e toccato con mano, ragazze che si sono iscritte a tecnico informatico, meccanico, perito chimico. Questo è una grande soddisfazione per noi docenti. Ok, vi facciamo vedere il video con il quale ci siamo candidati al festival, che sicuramente racconta più della mia voce.
change the weather. Yeah, I'm getting heat in December. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's Adama giocherai, più porte aprirai. Adama giocherai, più porte aprirai. Semplice, compatto, utile ad ogni evenienza, eppure tascabile. Puoi mettere le penne in ogni direzione. Ecco, quindi questo è quello che abbiamo cominciato a fare. La candidatura ovviamente l'abbiamo inviata qualche mese fa, nel frattempo abbiamo fatto altre cose e la prof Lai ve le racconterà un po' di aggiornamenti. Ho sentito una collega che mi ha chiesto ti vengo a sentire perché noi abbiamo le stampanti 3D e nessuno le usa, perché questa stampante 3D chissà ci vorrà una laurea in ingegneria spaziale per usarle. I ragazzini di terza media sono molto più competenti di me, cioè, arrivano tranquillamente oltre il prof che il sottoscritto ha una conoscenza proprio base. Cosa fanno? Avete visto? Fanno una ricerca su che cosa? Su quello che ci va. Non abbiamo le maniglie in alcune porte della scuola, facciamole con la stampante 3D. In alcune aule non ci sono gli orologi, facciamoli con la stampante 3D, quindi piccoli compiti di realtà che possano interessare ai ragazzi. Sviluppano un progetto, lo modellano con dei software assolutamente aperti, liberi, non si spende un euro, poi nel nostro banco espositivo, nel nostro banchetto, qualsiasi dettaglio ve lo forniamo, facciamo ovviamente la realizzazione del prodotto, ma chiaramente ci piace anche vedere se questo prodotto potrebbe essere potenzialmente commercializzato, no? Perché è la prima cosa che mi chiedono i ragazzi, ma ho fatto un portapenne, cioè fighissimo, ma perché prof non lo vendiamo? E vediamo, ci attrezzeremo anche per quello, con la scuola, raccogliere qualche fondo. Quindi ho messo questi prof. Cosa fanno i prof lì in mezzo? I prof lì in mezzo consigliano, lo sappiamo, e soprattutto, ho sentito anche la dirigente di prima, ma li lascia liberi, gli dà fiducia, gli dà grinta, gli dà entusiasmo e non gli rompe le scatole in mezzo al loro processo creativo, altrimenti glielo affossa. Adesso vi facciamo vedere due progetti. Un progetto collegato al mondo maker, che non deve essere, ripeto, le 2 ore di tecnologia, ma deve essere, e dobbiamo spingere affinché all'interno della nostra scuola diventi la nostra modalità di lavoro, una delle nostre modalità di lavoro. 2 progetti, un PON extracurricolare fatto con la collega Maria Elena Lai di Scienze e invece un progetto in ora curricolare con il mio collega Marco Sorrentino, docente di sostegno, che vi spiegherà quanto è importante lavorare in compresenza per questo tipo di progetti. Io vi ringrazio e passo la parola ai miei colleghi. Allora, come mi ha presentato il mio collega, io appunto mi chiamo Maria Elena Lai e insegno matematica e scienze ormai da 10 anni in questa realtà. In realtà io ho iniziato a lavorare come insegnante tardi perché ho fatto la scuola di specializzazione a 40 anni, avevo 40 anni quando ho iniziato a insegnare. Prima ho avuto delle esperienze di laboratorio, enti di ricerca, anche all'estero, eccetera. E ho anche lavorato in azienda. Perché dico questo? Perché secondo me è molto importante anche che noi ci portiamo il nostro curriculum, no? Dietro, e quindi questo ci fa capire come vogliamo fare la scuola. Io all'inizio non ero contenta quando mi hanno assegnato la cattedra a Cornigliano, proprio perché è una realtà molto difficile, tra l'altro ci sono le acciaierie di Cornigliano, c'è anche un forte inquinamento e tutto quanto. Ho la fortuna di lavorare da 5 anni con il mio collega, e questo è importante, trovare anche dei colleghi con cui condividi il mondo di fare scuola.
e da 2 anni con il mio collega appunto molto giovane, come potete vedere, di sostegno, e condividiamo un certo modo di far scuola. Uno di questi progetti che vi portiamo appunto è, ci siamo inventati di fare il primo Festival STEM di Cornigliano. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto la fortuna di avere un finanziamento PON, è un progetto extracurriculare, abbiamo coinvolto degli alunni di varie sezioni, siamo passati, abbiamo parlato di questo progetto, abbiamo raccolto le candidature e avevamo 26 alunni di classi prime di 5 sezioni, 4 erano sezioni diverse, e 5 alunni di classi terze. Siamo riusciti a coinvolgere il CNR di Genova e la Proloco di Cornigliano, quindi come alcuni progetti, no, che bisogna un po' aprirsi al territorio. Abbiamo pensato di fare un percorso interdisciplinare, abbiamo scelto il tema dell'acqua, ma non era importante il tema, abbiamo scelto l'acqua perché permetteva di usare anche del materiale non come dire, pericoloso per i ragazzi. Una premessa che non ho detto: noi all'interno di questa scuola abbiamo il laboratorio di scienze, abbiamo 2 banconi, adesso siamo in via di acquistare altri banconi e abbiamo anche acquistato, grazie a dei finanziamenti, anche del materiale. Abbiamo suddiviso questi alunni in 2 microgruppi, coordinato, ce li siamo divisi perché insomma 31 alunni, ma all'interno di ogni macrogruppo erano suddivisi in vari gruppi, in piccoli gruppi di 3 persone, e avevamo l'alunno nostro assistente, che era un alunno di terza, che andava un po' a seguire e girava. Ma tutti poi hanno ruotato, quindi abbiamo cercato nei vari pomeriggi, no, che abbiamo fatto, quanti abbiamo fatto? 7, 8 incontri, tutti poi hanno fatto più o meno tutto. L'attività è di sviluppare dei modelli di tecnologia, abbiamo anche fatto un po' di programmazione con i robot, abbiamo inventato che dovevano fare delle missioni per la ricerca dell'acqua, e abbiamo appunto fatto degli esperimenti per indagare le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. Ma quello che siamo stati anche molto rigorosi è sul linguaggio, no? Qualcuno ha parlato appunto anche del discorso del linguaggio, quindi di scegliere, loro poi dovevano spiegare i lavori per non far fare una relazione cartacea, magari l'abbiamo chiesto di fare dei video in cui dovevano cercare di spiegare l'esperimento, quello che avevano fatto, come l'avevano realizzato, che cosa si voleva andare a ricercare, i risultati ottenuti, in modo cercando di usare un linguaggio insomma abbastanza appropriato, scientifico, ecco, insomma sempre tenendo conto dei bambini. Abbiamo avuto anche su questo 2 incontri con il CNR, in cui un incontro è venuta una ricercatrice a parlare del suo lavoro da noi, e invece un altro in cui siamo andati noi al CNR a visitare i loro laboratori e a interagire con i ricercatori, che abbiamo fatto anche dei piccoli esperimenti nei loro laboratori. La Proloco invece perché è stata coinvolta? È stata coinvolta la Proloco perché poi tutto questo si doveva realizzare nella festa del quartiere del 2 giugno, il 2 giugno c'è una festa del quartiere in cui ci sono, nella via diventa, la via principale, che poi si chiama via Cornigliano, diventa pedonale, in cui ci sono tutte le bancarelle e vendono vestiti, prodotti, insomma come una fiera, ecco. All'interno di questa via noi abbiamo chiesto uno spazio, e chi l'abbiamo chiesto? Alla Proloco, la quale ci ha fornito di uno stand, ma ci ha solo fornito, ci ha detto vi mettiamo lì in questa posizione. Ma a quel punto lì abbiamo dovuto coinvolgere i ragazzi su come allestire questo stand. Quindi abbiamo pensato come allestirlo, loro hanno pensato, abbiamo fatto delle simulazioni, questo il banchetto lo mettiamo così, portiamo qui, quindi hanno dovuto fare tutta l'organizzazione. Ma non solo quello, perché poi hanno dovuto anche pensare, ma dobbiamo realizzare un logo.
E cosa realizziamo? E abbiamo dei pannelli, abbiamo pensato alle brochure, abbiamo pensato a che cosa regalare alla cittadinanza, a quali esperimenti portare, perché non li abbiamo portati tutti, a quali modelli di tecnologia, a quali missioni con i robot, quindi dove mettere i robot in terra, quale campo, eccetera, da portare. E lo scopo era appunto gli alunni diventavano divulgatori scientifici, quindi mostravano il loro lavoro alla cittadinanza. Si moltiplicava il sapere, no? Si portava fuori dalle aule e lo mostravano a tutti quelli interessati. Quindi questi sono gli strumenti, no, che hanno usato, eccetera. Il logo che è stato realizzato da degli alunni, hanno notato questo logo l'abbiamo inserito poi perché nel camice, abbiamo comprato i camici, nell'insegna come avete visto nello stand, nella brochure d'invito, nei vari insomma, che volevano regalare, gadget da regalare e così via. Penso che andare avanti. Ecco, qui vabbè, abbiamo mostrato i pannelli, eccetera. Ma la cosa bella che questa è diventata la festa del quartiere, perché poi allo stand non ci sono stati i nostri ragazzi, poi alcuni non sono stati tutti un giorno con noi, no? Si sono anche organizzati, si sono organizzati e tutto quanto, ma quello che voglio dire è che è stata proprio una festa in cui sono arrivati anche dei nostri ex alunni, sono stati con noi, alunni di altre classi che non avevano più al progetto, sono stati con noi, quindi è stato anche bello per questo. Io adesso lascio. Grazie. Io vi introdurrò brevemente una delle attività che abbiamo fatto in collaborazione con i colleghi, un'attività interdisciplinare di rivalutazione degli ambienti scolastici, degli ambienti della nostra scuola, che si chiama Remake Scuola Volta. Poi per approfondire quello che abbiamo fatto, abbiamo preparato nella nostra postazione il cartellone creato dai ragazzi e una presentazione, quindi per curiosità più approfondite noi siamo dopo di là. E è stata rivolta questa attività ad una delle classi, possiamo dire, più complesse del nostro istituto, e abbiamo sperimentato, abbiamo toccato con mano come questi tipi di attività fanno inclusione, perché gli alunni mettono davvero al centro le proprie potenzialità, i propri talenti, i propri interessi, in particolare gli alunni con disabilità. Hanno toccato con mano che cosa significa far parte di una comunità, far parte di un gruppo e dare il proprio contributo per realizzare qualcosa di bello e di importante. Remake Scuola Volta ha portato appunto alla rivalutazione degli ambienti scolastici. In che modo? Partendo dalle planimetrie originali della nostra scuola, gli alunni divisi in gruppi di progettazione hanno lavorato come uno studio di progettazione, sono stati divisi in gruppi e hanno modellizzato prima con il software SketchUp e poi stampato con la stampante 3D l'involucro dell'edificio, dei vari piani del nostro edificio scolastico, e poi successivamente hanno rivalutato gli ambienti, utilizzando anche il software Floor Planner per progettare gli ambienti, gli arredi, gli strumenti, secondo quella che è la loro scuola ideale, la scuola che vorrebbero. E quindi questo è stato il cartellone che poi troverete di là, con le foto anche dei vari ambienti che sono stati progettati dai nostri ragazzi. In particolare, un esempio di inclusione, un alunno con disabilità con una enorme potenzialità, con grandi interessi per l'utilizzo delle tecnologie, in particolare per i software di grafica, ha assunto il ruolo di esperto e ha realizzato con alcuni compagni questi laboratori che vedete, che in parte cercheremo di realizzare concretamente. Uno di questi è in cantiere, è una biblioteca innovativa che ha anche uno spazio per la proiezione video. La stiamo costruendo. Tutto parte dai nostri ragazzi, da un'idea dei nostri ragazzi, come loro vorrebbero la scuola, come la vedono, come la sognano. E con la collega di matematica abbiamo anche fatto un vero e proprio compito di realtà, cioè, ok, noi abbiamo ideato questi ambienti, ma quanto costano? Come si fa a realizzarli? Abbiamo creato dei preventivi,
dei potenziali preventivi tenendo conto dei materiali, degli arredi, delle pavimentazioni, di tutto ciò che serve per creare questi ambienti. E quindi dicevo, diversificare gli strumenti, diversificare le metodologie. Noi docenti siamo stati dei mediatori, dei facilitatori, ma al centro ci sono i ragazzi. Compiti di realtà, tutto questo ha portato a una reale esperienza di inclusione. Grazie. Grazie, forse abbiamo anche recuperato qualche minuto che forse possiamo spendere per qualche domanda, se ci sono delle domande. Questo è l'ultimo intervento della sessione, dopodiché alle 13 c'è il momento conviviale. Va bene, quindi chiudiamo con questo commento positivo, grazie mille. Esatto. Grazie ancora. Quindi siete liberi, quindi abbiamo ultimato la sessione. Grazie.